Buonasera a tutti, pace del Signore, benvenuti al nostro adorarti. Io vi invito ad alzarti in piedi in questo momento. Non so se probabilmente oggi non conosci la persona vicino a te, oggi ci sono tante persone che sono venute qua da diversi ministeri, denominazioni, sarà una serata di grande benedizione. Non so se hai comunione con la persona vicino a te, dietro di te, davanti a te, ma oggi noi qua siamo uni in Cristo e quindi ti invito a dare un abbraccio alla persona che è intorno a te. Oggi questa è la persona insieme alla quale tu unirai il tuo spirito per adorare il nostro Signore Gesù, quindi dagli un abbraccio, dagli una parola di benedizione. Fai sì che ogni persona vicina a te possa fare un bel sorriso attraverso l'abbraccio, attraverso il calore che tu darai a lei in questo momento. Amen. In questo momento ti invito a chiudere i tuoi occhi e facciamo una preghiera insieme, chiedendo allo Spirito Santo che possa avere la libertà di agire in mezzo a noi, che questa possa essere una serata di trasformazione, una serata di rinnovo, una serata di presenza di Dio in questo luogo, ma ancora di più all'interno delle nostre vite. Che Dio oggi possa venire a compiere quel miracolo, che Dio oggi possa compiere quella trasformazione, quel cambiamento di cui tanto tu hai bisogno. Tu, la tua casa, la tua famiglia. Preghiamo insieme in questo momento, chiediamo allo Spirito Santo di scendere su di noi. Padre, nel nome di Gesù siamo qua alla tua presenza questa sera, Signore, affinché Dio noi possiamo lodarti con la nostra migliore adorazione. Vogliamo darti il meglio di noi, la primizia che abbiamo separato per questa serata, la primizia del nostro cuore. Tu sei il nostro centro, Dio, e oggi noi vogliamo dichiarare questo con la nostra bocca, ma soprattutto con la nostra vita. E a te chiediamo, Dio, che tu possa renderti presente in mezzo a noi questa sera, che le porte del tuo cielo siano aperte e che la tua gloria e la tua grazia si riversi su ogni fratello, su ogni sorella presente qua oggi. Che nel nome di Gesù, Signore, la tua volontà possa compiersi e il tuo spirito possa visitare oggi ogni cuore qua presente. Noi ti preghiamo per questo e già ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Come state oggi? State bene? Vi invito adesso, in questo momento, a muovervi un po'. Muove le braccia, perché in questa chiesa noi abbiamo una regola, che se la prima canzone non viene bene, noi le facciamo. E quindi noi siamo obbligati a farla venire bene. E quindi questa canzone è di lodare, di ci loda al Signore. Quindi tu avrai bisogno del tuo corpo, di ballare, di saltare, di girare. Quindi fai così con le tue braccia, muoviti. Se tu vedi il fratello che è vicino a te, che non si muove, tu dici: guarda, non voglio rifarla, quindi muoviti. Ok? Adoriamo il Signore. Signore, in ogni tempo, loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Ti lodo nei monti e nella valle, e quando ho fiducia o se dubbio, ti lodo da solo ogni moltitudine, perché la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro, io continuerò.
anima mia. Se io ti sento, voglio adorarti. Se non ti sento, ti lodo, non mi lascerai. La lode è un'arma, è più che un suono. Il grido che le muraglie distruggerà. Finché io respiro, io continuerò. Loda al Signore, anima mia, e mio grido. Loda al Signore, anima mia. Mi fermerò, più Dio vivo è, niente ci separerà. Loda al Signore, anima mia. Alleluia! Oh. Perché tu regni, Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Loda al Signore, anima mia, e io grido. loda al Signore, Anima mia, loda al Signore, anima mia, ed io grido. Loda al Signore, anima mia. Non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Loda al Signore, anima mia. Insieme dichiariamo! Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore, tu che respiri, tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore in ogni tempo, in ogni tempo. loda il Signore, Loda il Signore, tu che respiri, tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo. Oh, dai, loda il Signore. Alleluia! Alleluia! Non c'è niente più bello di vedere una chiesa così unita. Siamo tante chiese di denominazioni diverse, ma la realtà è che oggi noi siamo uno in Cristo, un solo corpo in Cristo. E sono sicura che il cielo è felicissimo di questo momento, perché siamo qui ad unire le nostre voci per alzare un alleluia, per alzare una lode, un'adorazione al nostro Re. Vorrei chiedere ad Alex se può mettere un versetto perché tutti possano vederlo. Noi come credenti amiamo citare versetti, ci sono tanti versetti famosi della Bibbia che noi amiamo citare, dire, cantare, ma la realtà è che niente di tutto questo serve. Non serve conoscere la Bibbia a memoria se poi noi non la mettiamo in pratica nel momento in cui serve. E a volte noi diciamo sì, io confido in Dio, noi cantiamo io confido in Dio, ma sarà che veramente noi confidiamo in Dio? Sarà che quando arriva il momento difficile, sarà che quando arriva il momento di dimostrare veramente che tu confidi in Dio, tu confidi in Dio?
Vorrei invitarti a leggere insieme a me il Salmo 125, solo il primo versetto. Quelli che confidano nel Signore, ripetete dopo di me, quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Ancora una volta, quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Che questa sera, questa non venga a essere una semplice canzone, ma venga a essere una dichiarazione per la tua vita. Io confido in Dio, il mio Salvatore, perché Lui non fallirà. Amen. Dichiara insieme a me una certezza. Ho una certezza, Gesù è il mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario Lui diede per me. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Io ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario Lui diede per me. Io confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà. Dichiara, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Io confido in te, Gesù. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre
salvato, lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio salvato, lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio salvato. E io confido, cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto, cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto, cercato Dio. Cercato Dio, sempre Lui. E io confido in Dio, il mio salvato. Dichiara questo con consapevolezza che Lui non fallirà. Confido in Dio, il mio salvato. E io confido in Dio. Spirito Santo, noi confidiamo in te, Signore, perché tu sei fedele. In ogni momento, in ogni situazione, in ogni ostacolo che nós passiamo, sorpassiamo, viviamo, a tua presença não te lascia mai, perché la tua fedeltà dura in eterno. Per questo noi confidiamo in te, Signore. Noi confidiamo nel Dio della nostra salvezza. Noi confidiamo nel Dio che ci libera. Noi confidiamo in te, Spirito Santo. Spirito Santo. Ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce. I miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo, Dio, la tua grazia, i miei giorni fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco
nell'oscurità, tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. in ogni mio respiro. Io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele ogni Tempo. In ogni tempo tu sei buono. la bontà del mio Dio. Dichiara la tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, non tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, come tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà. La tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele ogni tempo. Ogni tempo tu sei ogni mio respiro. Io conterò la bontà del mio Dio. Ancora una volta dichiariamo, tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei in ogni mio respiro. Io canterò la bontà del mio Dio. Noi ti adoriamo, Signore. Noi ti adoriamo, Signore. Noi ti adoriamo, Padre. Amen. Possiamo fare un altro applauso al Signore che è buono, al Signore che è fedele. E se oggi tu sei qua è perché puoi dichiarare questo, perché puoi dichiarare la fedeltà e la bontà del tuo Dio. Amen. Vi chiedo di sedervi pochissimi minuti Peço para vocês se assentarem. e se si possono spegnere queste luci, passiamo un video. Vamos passar um vídeo agora.
Ok, domani tutti i giovani, oggi qua ci sono tante chiese, tante denominazioni, sono tutti quanti invitati. Domani qua in chiesa avremo il nostro Identità Fusion dei giovani, è un incontro di giovani e di adolescenti. Domani ci sono delle regole speciali perché avremo il pre-fusion che inizierà alle ore 2, in cui bisogna venire vestiti di un colore e portare qualcosa da mangiare di quel colore. Quindi tutti i giovani adolescenti che vogliono partecipare, seguite queste regole. Alle 2 c'è il pre-fusion, un momento di divertimento, di svago, e poi alle 4 inizierà proprio il fusion, il momento di immersione dove i nostri giovani avranno questa possibilità di avvicinarsi insieme di più al nostro Signore. Sono tutti quanti benvenuti. Se volete portare i vostri adolescenti, i vostri giovani, non fatevi problemi. Alle 2 domani saremo qua. Amen. Un altro avviso molto veloce, questo è un po' più per chi fa parte dell'ADM Verona, ma abbiamo riaperto le iscrizioni al nostro corso Seguitemi. Già sapete cos'è questo corso, se adesso non voglio dilungarmi questa sera nella spiegazione, ma chi vuole iscriversi a questo corso per intraprendere un viaggio ministeriale, tu che hai il desiderio di lavorare in qualche ministero nella chiesa, vuoi lavorare nella regia, vuoi venire a ballare con le ragazze della danza, vuoi fare qualsiasi cosa, vuoi impegnarti e avere un compromesso ministeriale, allora partecipa al nostro corso Seguitemi. Nelle prossime settimane lo presenteremo sempre meglio, il corso inizierà nel mese di maggio, quindi non perdetevi i prossimi culti per non perdervi le nuove informazioni sul corso Seguitemi. Amen. Abbiamo già finito per gli avvisi, così possiamo dare più tempo per la parola di questa sera, ma prima di passare al momento della parola, di invitare qua il pastore Telmo, voglio fare un momento delle offerte, quindi se puoi alzarti in piedi in questo momento faremo una preghiera per consacrare le nostre decime, le nostre offerte. Tu che oggi hai portato questa tua primizia alla casa del Signore, in questo momento sei benvenuto a consegnargliela. Puoi offertare come sempre attraverso la cassetta delle offerte, il nostro gasofilassio, che ancora non ho capito come si dice in italiano. Puoi offertare attraverso la missionaria Katia che c'è là dietro con la macchinetta, può aiutarti con la carta, ma in questo momento più che altro chiediamo al Signore che possa usarsi di queste offerte per benedire la sua opera e che attraverso di questo possa benedire le case di tutti quanti noi. Amen. Facciamo questa preghiera. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi consacriamo a Te le nostre decime, le nostre offerte, quello che Tu hai messo nel nostro cuore, Dio, di portare alla Tua casa. Sappiamo, Signore, che Tu desideri che noi siamo donatori gioiosi, non per forza, non per costrizione, non per imposizione, ma perché abbiamo il desiderio di donare oggi il nostro meglio a Te. Per questo, Padre, io ti chiedo che ogni offerta data con il cuore, che ogni decima, che ogni primizia consegnata a Te in spirito e verità possa salire come un profumo soave a Te, Padre, e che attraverso di questo Tu possa benedire la Tua opera e ogni famiglia qua presente, qua rappresentata. Noi ti preghiamo per questo nel nome del Tuo Figlio Gesù. Amen.
Stiamo passando al ministero della parola. Vamos passar para o ministério da palavra. Ci alziamo in piedi ancora una volta, facciamo un po' di ginnastica. Vamos levantar mais uma vez, vamos fazer um pouco de ginástica. Mi ricordo la prima volta che sono entrato in una chiesa evangelica, Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, 14 anni fa più o meno. mais ou menos 14 anos atrás. Continuavano a farci fare in piedi, seduti. Continuavam dizendo, fique em pé, depois sente, fique em pé, depois sente. Ho pensato, adesso capisco perché il Brasile vince così tante coppe del mondo. Eu pensei, agora eu entendo porque o Brasil vence tanta Copa do Mundo, né? E siete sempre in allenamento, voi brasiliani, evangelici, con questo su e giù. Os brasileiros evangélicos estão sempre treinando para cima e para baixo. Amen. Volevo invitare qua il pastore Telmo Martinello. Queria convidar aqui o pastor Telmo Martinello. Per me è un onore vero. Para mim é uma honra verdadeira. Io ho la parola di Dio A palavra de Deus ci invita nos convida ad avere dei modelli. a ter modelos. Paolo stesso dice, siate miei imitatori Paulo mesmo diz, seides meus imitadores, come io lo sono di Cristo. como eu também sou de Cristo. Ci invita a essere i suoi imitatori. Ele nos convida a ser imitadores E in dele. questo modo ad avere dei modelli, a ispirarci a persone umane qua sulla terra, Ter modelo, referências para nos inspirar aqui na Terra. sapendo sempre che il nostro riferimento più importante è Gesù Cristo. Sabendo sempre que a nossa referência maior é Cristo. Io ho pochissimi riferimenti oggi come pastori, E hoje, como pastores, eu tenho poucas referências. ma uno tra questi è il pastore Telmo. Mas um desses é o pastor Telmo. La mia è quasi una sorta di idolatria, no? Verso il pastor Telmo. É mais quase uma idolatria. Mia moglie sa che da quando ho cominciato a seguirlo Minha mulher sabe que desde quando eu comecei a segui-lo, ho cambiato il guardaroba della mia camera, eu mudei o guarda-roupa do meu ho quarto, cominciato a comprarmi le polo, comecei a comprar polo, le camicie a quadri, perché ho visto che lui xadrez, usa le camicie a quadri. camisa xadrez, porque eu vi que ele usa. Ho detto chissà se non me la metto anch'io predico meglio. Eu falei, se eu vou colocar, eu também vou pregar melhor, né? Ma a parte scherzi, oggi siamo veramente onorati della sua presenza, Mas hoje nós estamos realmente honrados pela sua presença. non tanto perché è lui, Não porque é ele, ma perché sappiamo che lui carica un'unzione molto speciale dello Spirito Santo mas porque sabemos que ele carrega uma unção do Espírito Santo. e questa stessa unzione oggi può essere versata su ognuno di noi. E essa mesma unção pode ser derramada sobre cada um de nós. Per questo io ti invito a fare una preghiera in questo momento. Por isso, neste momento, eu te convido a fazer uma oração. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi mettiamo davanti a Te la vita del nostro fratello, pastore Telmo, che oggi possa essere usato da Te come Tu vuoi, Signore, secondo la Tua volontà, affinché tutta questa Chiesa, come una in Cristo, oggi possa uscire di qua rinnovata e trasformata dalla Tua parola e soprattutto dall'agire del Tuo Spirito Santo. Per questo noi ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Boa noite. Buonasera. Buonasera. Boa noite. Pode sentar, por favor. Potete sedervi, per favore? Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Voglio salutare tutti i fratelli con la pace del Signore, amen. Eu observando os italianos no trânsito, Stavo osservando gli italiani durante il transito, il traffico, conversando, parlando, eu percebi e ho percepito, e descobri e ho scoperto de onde vem da dove viene a minha forma la mia forma de falar, di parlare, de brigar di litigare no trânsito. durante il traffico. Me sinto honrado de estar servindo essa casa, Mi sento onorato di servire questa casa, de servir esse país, di servire questo paese, que eu tenho um carinho, uma gratidão. che ho un affetto, una gratitudine. Sou de origem italiana dos dois lados, Sono di origine italiana da entrambe le parti, de pai e de mãe, padre e madre, e já temos a cidadania também, já em toda a família. e tutta la famiglia ha già anche tutta la cittadinanza. Então poder servir esse país, Quindi poter servire questo paese para mim é uma forma de gratidão. per me è una forma di gratitudine. E eu
poucos dias, é a primeira vez que eu venho na Itália. È la prima volta che vengo qua in Italia, Apesar de ter convites já há 4, 5 anos atrás. nonostante aver avuto già degli inviti 4-5 anni fa. Mas como a maioria, alguns que são do Brasil pelo menos sabem, Come alcuni del Brasile sanno, nós somos pastores de uma igreja. noi siamo pastori di una chiesa, Então eu não sou itinerante. quindi non sono un itinerante. Meu chamado não é de pregar para as nações. La mia chiamata non è predicare alle nazioni, Meu chamado é cuidar da igreja. la mia chiamata è prendermi cura della mia chiesa. E eu e a minha esposa E io e mia moglie nos dedicamos para isso. ci dedichiamo a questo. Para isso sobra pouco tempo E per questo c'è poco tempo para poder viajar. per viaggiare. Entendo aqueles que viajam, Capisco quelli che viaggiano, mas a minha alegria ma la mia allegria é cuidar è prendermi cura da igreja que eu sou pastor. della chiesa di cui sono pastore. Então por isso não viajo muito, Quindi per questo non viaggio tanto, mas tenho um carinho pela Itália ma ho un affetto per l'Italia e confesso e confesso que achei ela muito bela, l'ho trovata molto bella, muito bonita. molto bella. Me senti muito bem aqui. Mi sono sentito molto bene qui. Moraria aqui, Abiterei qui fácil. facilmente. Eu estou torcendo para o Juventus, E io tifo Juventus, melhor time. miglior squadra. Mais ou menos. Eu aprendi Ho imparato que isso aqui che questo qui é que não é bom. è che non è buono. Não é bom. Pastor Henrico, esposa, Pastore Enrico e moglie, parabéns pela igreja, complimenti per la chiesa, parabéns pelo coração. complimenti per il cuore. Converso com o Henrico há muito tempo no telefone. Parlo con Enrico al telefono da molto tempo. Para quem não sabe, o Henrico traduziu um livro meu, Per chi non sa, Enrico ha tradotto un mio libro, um livro chamado Abba Pai, un libro chiamato Abba Pai, com o nome Abba Patre, con il nome Abba Patria. que todo traduzido em italiano vai ser lançado daqui uns 30 dias aqui na Itália. E tra 30 giorni sarà lanciato qua in Italia. Quem fez o trabalho foi o Henrico. E chi ha fatto il lavoro è stato E Enrico. mais uma pessoa E un'altra persona. que eu não sei, a Sônia. Está aqui a Sônia? E anche Sonia. Cadê? Where is Sônia? Grazie. E muito feliz de poder traduzir um livro para cá e abençoar essa nação. Sono molto felice di poter tradurre e benedire questa nazione. Mais do que os brasileiros, mas os italianos aí. Per i brasiliani ma gli italiani Poderão ser abençoados de alguma forma. potranno essere benedetti in questo modo. A minha esposa está ministrando numa conferência de mulheres. Mia moglie sta ministrando in una conferenza per donne. A minha esposa é linda, Mia moglie è bellissima, maravilhosa. meravigliosa. Quem conhece sabe. Chi conosce sa. Normalmente, Normalmente homem feio un uomo brutto casa com mulher bonita. si sposa con una donna bella. É verdade, né, pastor Henrico? È vero, Pastore Enrico? É só observar aqui que é verdade. Basta osservare qua che è vero. E a minha esposa é maravilhosa. E mia moglie è meravigliosa. Por muito tempo, Per molto tempo ela foi a esposa do Telmo. lei è stata la moglie di Telmo. Agora, Adesso eu sou o marido da Vivi. io sono il marito di Vivi. Ninguém me conhece. Nessuno mi conosce. A Vivi, todo mundo conhece. Vivi, tutti la conoscono. E nós pastoreamos, como falei, uma igreja em Criciúma, Santa Catarina. E noi siamo pastori di una chiesa in Criciúma, Santa Catarina. Eu estou em Criciúma. Sono in Criciúma. Estou me sentindo na aba pai. Mi sento Abba Pai. Né? Vamos mudar. Cambiamo? E somos muito felizes com aquilo que Deus nos confiou lá. Siamo molto felici con quello che Dio ci ha confidato lì. Somos pastores há 18 anos, Siamo pastori da 18 anni, a Aba Pai há 10 anos. da Abba Pai da 10 anni. Pastorei uma cidade perto de Criciúma chamada Treviso. Sono pastore in una città vicino a Perto de Criciúma chamada vicino a Criciúma Treviso. chiamata Treviso. E do lado de Treviso, lá em Criciúma, E vicino a Treviso, a Criciúma, tem Nova Veneza. c'è Nuova Venezia, Nuova Venezia. E tem Palermo. E c'è anche Palermo. E eu moro num apartamento, Io abito in un um appartamento, prédio, un edificio, com o nome La Verità. con il nome La Verità. A Itália está na minha vida. L'Italia nella mia vita. Então estou muito à vontade de estar aqui. Quindi mi sento a mio agio a essere qua. Muito feliz de estar aqui. Sono molto felice di essere qua. A Aba Pai, a igreja que nós somos pastores, Abba Pai, la chiesa di cui siamo pastori, está acontecendo algo incrível lá. sta succedendo qualcosa di incredibile là. Começamos há 10 anos atrás com 15 pessoas Abbiamo iniziato 10 anni fa con 15 persone num salão de hotel.
in un salone di un hotel. E eu não sei como isso está acontecendo, E io non so come questo sta succedendo, mas hoje a igreja tem mais de 10 mil membros. ma oggi la Chiesa ha più di 10.000 membri. O último ano batizamos 1.300 pessoas. L'ultimo anno abbiamo battezzato più di 3.000 Há persone. 2 semanas atrás batizamos 380 pessoas. 2 settimane fa abbiamo battezzato 380 persone. O Espírito Santo está vivo. Lo Spirito Santo è vivo. O Espírito Santo ainda faz Lo milagres. Spirito Santo ancora fa O miracoli. Espírito Santo pode fazer algo lindo na Itália, E lo Spirito Santo può fare qualcosa di através da incredibile in minha vida Italia. e da sua vida. Attraverso la mia e la tua Quantos vita. creem que Ele é poderoso de fazer? Quanti Diga amém. credono che Lui è potente per Ele é fare? poderoso para fazer. Basta encontrar alguém disponível. Lui è potente per fare, basta incontrare qualcuno disponibile. Não apenas disponível, mas disposto. Non soltanto disponibile, ma disposto. Porque estar disponível não significa estar disposto. Perché essere disponibile non significa essere disposto. Então, estar disponível é ter tempo. Estar disposto é a renunciar coisas para fazer. Essere disponibile significa avere tempo, disposto significa rinunciare a cose per fare. Eu trabalhei 22 anos no Exército. Ho lavorato 22 anni nell'esercito, 22 anos na carreira militar. 22 anni nella carriera militare. Quando a igreja começou a crescer, Quando la Chiesa ha iniziato a eu crescere, tive que deixar a farda, deixar o Exército. ho dovuto lasciare l'esercito. E eu abandonei uma aposentadoria, Ho abbandonato una pensione, deixei uma pensão que as minhas filhas iam receber até elas morrerem. ho lasciato una pensione che le mie figlie avrebbero ricevuto fino alla morte. Não foi uma renúncia fácil, E non è stata una rinuncia facile, foi dolorido. è stato doloroso. Mas quando Deus chama, Ma quando Dio chiama, nada é mais forte do que o chamado de Deus. niente è più forte della chiamata di Dio. Nada mais brilha, Niente più brilla, nada mais importa. niente più importa. Até porque Anche perché estaremos um dia na eternidade com Ele para sempre. un giorno staremo nell'eternità con Lui per Tudo sempre. é passageiro, Tutto è passeggero, tudo vai passar. tutto passerà. Mas se você tem um nome escrito no livro da vida, Ma se hai il nome scritto nel libro della vita, você pode se alegrar essa noite. puoi rallegrarti questa sera. Alegrai-vos não porque os demônios obedecem, Rallegratevi non perché i demoni obbediscono, mas porque o vosso nome está escrito no livro da ma perché il vida. vostro nome è scritto nel libro della Ainda vita. que você dure 120 anos, Anche se duri 120 anni, você vai morrer. tu morirai. Mas aquele que crê em Cristo, Ma colui che crede in Cristo, ainda que morra, anche se muore, viverá para sempre. vivrà per sempre. A esperança do cristão La speranza del credente está em uma voz è in una voce que ecoa, che Che- fa eco, que faz eco echeggia de um túmulo vazio. da una tomba vuota. E essa voz diz: E questa voce dice: não vos deixarei sós, non vi lascerò da eu soli, voltarei para vós. io tornerò per O voi. túmulo está vazio, La tomba è vuota, mas o trono está ocupado. ma il trono è occupato. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ocupa o trono. Re dei re, Signore dei signori Esse é o occupa il seu trono. Deus. Questo è il tuo Dio. Não tem religiosidade, Non c'è religiosità, não tem papa, non c'è papa, não tem pastor, non c'è pastore, não tem religião, non c'è religione, não tem domínio humano non c'è dominio umano que consiga vencer o poder de che Jesus. riesca a vincere il potere di Eu Gesù. edificarei a minha igreja, ele Io disse, edificherò la mia chiesa, e lui ha as detto. portas do inferno, E le porte e as dell'inferno, portas do inferno, e le porte e as dell'inferno, portas do e le inferno porte dell'inferno não vão prevalecer contra ela. non prevarranno contro di Não essa. vão prevalecer Non contra ela. prevarranno E contro di você essa. faz parte da igreja. E tu fai parte della A chiesa. igreja não é tijolo, telha, concreto, La chiesa non è pavimento, mura, não é uma pareti. estrutura. Non è una struttura. A igreja somos nós. La chiesa siamo Onde noi. tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, E dove ci sono 2 o 3 riuniti nel suo pode ser nome. debaixo de uma árvore, Può essere sotto un albero, numa caverna in una caverna, ou numa catedral. o in una cattedrale. Ali é a igreja de Jesus. Lì è la chiesa di Gesù. Nós não estamos na igreja. Noi non siamo nella chiesa. Nós somos a igreja. Noi siamo la A chiesa. igreja é um corpo vivo. La chiesa è un corpo vivo. Quem faz parte da igreja? Chi fa parte della chiesa? Você pode dar glória a Deus por isso? Puoi dare gloria a Dio per questo? Eu queria deixar uma palavra para a igreja nessa noite. Vorrei questa sera lasciare una parola alla chiesa. Não quero me alongar, Non voglio dilungarmi, mas eu quero ser preciso. ma voglio essere preciso. Eu acredito que a vida cristã é um processo. Credo che la vita cristiana sia un processo. Você é salvo, Tu sei salvo, você entrega a sua vida para Cristo, tu consegni la tua vita a Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida. il tuo nome è scritto nel libro della vita. O nome escrito no livro da vida, Il nome è scritto nel libro della vita. você não acorda salvo, Tu non ti svegli salvo, meio-dia está perdido, con la paura di stare perso, à tarde você está salvo de novo, e di pomeriggio sei salvo di aí à nuovo, noite você briga com a esposa, e di notte litighi con e tua aí você está moglie, no inferno, lì sei in inferno, e de manhã você acorda, e alla mattina ti svegli, bate com o dedão no pé da cama, parti con un dito nel e aí letto você solta uma palavra feia e dici una parola brutta e você está no inferno. e sei nell'inferno. Aí você faz uma oração, E poi fai una preghiera, perdão Jesus, chiedo scusa aí você Gesù, volta para o céu. e torni in cielo. Você não fica indo entrando para o céu porque o que Deus fez foi completo na sua Tu vida. non entri e esci dal cielo A perché ciò che salvação é Gesù uma ha vez fatto só. è completo, la Você salvazione è una nasceu de salvezza novo. sola.
Agora, sei nato di nuovo. agora tem um processo Adesso c'è un processo chamado santificação. chiamato santificazione. Santificação é quando o Espírito Santo Santificazione è quando lo Spirito Santo começa a tirar o Egito de dentro de nós. comincia a togliere l'Egitto da dentro di noi. A salvação La salvezza é nos tirar do Egito. è toglierci dall'Egitto. A santificação Santificazione é tirar o Egito de è nós. togliere l'Egitto E da aí eu noi. vou me tornando E lì io divento mais parecido più simile com Jesus, a Gesù, à medida que eu ando com Jesus. alla misura che io cammino con Gesù. Bom, você conhece Mateus 11. Tu conosci Matteo 11? Vinde a mim, Venite a me, vós que estáis voi che siete cansados e affaticati e sobrecarregados, e eu oppressi, vos e io vi aliviarei. darò sollievo. Colocarei sobre vós o meu jugo. Metterò su di voi il mio giogo. Tomai sobre vós o meu jugo. Prendete su di voi il mio giogo. A palavra jugo La parola giogo é canga. è Canga peso. é. Me ajuda. Uma estrutura È una struttura de madeira di legno que coloca sobre o pescoço. che si mette nel Di due collo bois. di 2 buoi. Compreende? Comprendete? Canga. A expressão original L'espressione para originale jugo di giogo na King James, na versão King James, nella versione della já Bibbia King traduz James como jugo, già traduce come giogo, como canga. come canga. Jesus está dizendo assim: E Gesù dice: vinde a mim venite a me e eu vou colocar sobre você uma canga. e io metterò su di te questa struttura. Só que ele diz que vai arrancar o jugo, o pesado. Ma lui dice che butterà via il giogo il E ele diz que pesante. o jugo dele é leve. Lui dice che il suo giogo è Ou leggero. ele está dizendo Lui sta dicendo que se eu estiver com a canga che se io ho questa struttura do diabo, del diavolo, da cocaína, della cocaina, da prostituição, della prostituzione, da mentira, della menzogna, isso vai pesar sobre o meu questo pescoço. peserà sul mio Isso collo. não vai deixar eu andar. Questo non mi lascerà camminare. Isso vai me prender. Questo mi imprigionerà. Jesus está dizendo assim: Gesù sta dicendo: você está com uma canga, tu stai con questa struttura. está pesado. È pesante. Vós que estáis cansados, Voi che siete stanchi, vós que não conseguem mais andar, voi che non riuscite più a porque camminare, tem uma canga. perché avete questa Eu struttura. vou jogar fora essa canga. La butterò via. Eu vou quebrar essa canga. Io romperò. Eu vou libertar você. Ti libererò. E vou colocar a minha canga sobre você. E metterò il mio giogo su Então, di te. quando ele quebra a canga Quindi quando lui rompe questo e strumento nos liberta e ci libera da depressão, dalla do depressione, medo, dalla paura, da loucura, dalla da pazzia, prostituição dalla prostituzione e nos salva, e ci salva, ele não deixa a gente solto. non ci lascia Ele liberi. coloca uma canga dele. Lui mette una struttura sua. Quando você coloca a canga sobre dois bois, Quando metti questa struttura su 2 buoi, sempre se coloca um boi novo e um boi mais velho. si mette sempre un bue più giovane e uno più vecchio. O boi mais novo Il bue più giovane aprende com o mais velho. impara dal più vecchio. Então o mais velho tem a experiência do caminho. Quindi il più vecchio ha l'esperienza del cammino. O boi mais velho, Il bue più vecchio, ele sabe trabalhar na lavoura. lui sa lavorare Il bue nel nuovo campo. Il bue tem a força, giovane ha la forza, mas não tem a experiência. ma non ha l'esperienza. Jesus é o nosso irmão mais velho. Gesù è il nostro fratello Ele più é o vecchio. primogênito de muitos. È il primogenito di tanti. Jesus está dizendo: Gesù sta dicendo: eu sei, io so, eu sou manso, io sono eu sou mansueto, humilde, io sono umile, eu sou o próprio Deus na terra. io sono il proprio Dio sulla Coloca a terra. canga minha sobre você. Metti il mio giogo su di Anda te. comigo. Cammina con E me. você vai ser manso e humilde de E coração. tu sarai mansueto e umile Você di vai cuore. aprender comigo. Tu imparerai da me. Então Jesus está dizendo: vem para mim. Quindi Gesù sta dicendo: vieni da me. Quem aqui precisa que nessa noite o Senhor quebre a canga sobre os seus Che ha ombros? bisogno che il Signore Tem rompa pessoas il que gioco. precisam ser libertos. C'è persone che hanno Talvez bisogno você di essere ama libere. alguém, Magari tal- ami qualcuno. Você ama alguém Tu ami qualcuno que está preso che è na imprigionato droga, nella na loucura droga, lá no Brasil, nella pazzia in ou em Brasile, outro lugar. o in E altro você luogo. ama essa pessoa. E tu ami questa E você está persona. intercedendo por ela. Tu stai intercedendo per Jesus é lei. poderoso para mandar um anjo Gesù è potente per mandare e un quebrar esse angelo jugo lá na vida dela. e rompere questo gioco nella Ele é sua vita. poderoso. È potente. Mãe, Madre, você que está aqui Tu que sei qua, orando pelo seu filho. pregando per tuo Ele figlio. não está aqui hoje. Non è qui Ele oggi. não serve a Jesus. Non serve a Gesù. Jesus é poderoso para quebrar a canga que está sobre Gesù ele è lá. potente per rompere il suo gioco. Só que Jesus não quer apenas quebrar a canga. Solo che Gesù non vuole soltanto rompere il Ele gioco. quer andar comigo com você. Vuole camminare con me. Ele e está te. dizendo: tomai sobre vós o meu jugo Sta dicendo: prendete su di me su di voi il mio gioco e aprendei de mim, e imparate da me, que sou manso. che sono E mansueto. ele completa: E lui completa: e aprendei de mim, imparate da me, e aprendei de mim, imparate da me e encontrareis descanso. e troverete O il nosso riposo. descanso está em Il Cristo. nostro riposo è in Tão Cristo, somente em Cristo. soltanto in Cristo. Dólar sobe,
Dólar sobe, euro dollaro sale, sobe, euro economias sale, caem, l'economia impérios cade, sobem, impérios imperi caem. salgono, Jesus imperi permanece sempre firme. Gesù A rimane fermo. nossa fé não está em um político. La nostra fede A non sta in nossa fé não politici. está em um grande governante. A nostra fede non A sono in nossa grandi fé, a nossa governanti. esperança não está no armamento. La nostra fede e speranza A non nossa sono nelle esperança está armi. em Cristo. La nostra E speranza è in Cristo. encontrareis descanso para as vossas E almas. troverete riposo per le vostre Quem anime. precisa nessa noite de descanso para a Chi ha vossa bisogno alma? questa sera di riposo per la sua Tem anima? jugo disponível essa noite. C'è un gioco Tem disponibile, uma canga disponível. c'è una struttura Então disponibile. você começa a andar com Jesus. Quindi tu cominci a camminare con Gesù. Você sai da multidão. Tu esci dalla moltitudine, Você é liberto. sei libero. E aí você começa a andar como um discípulo. E lì cominci a camminare come discepolo. Você começa a caminhar com Jesus Comincia- e se tornar um discípulo. Cominci a camminare con Gesù e diventi un Se discepolo. tornar um discípulo Diventare un é discepolo ficar parecido com ele. è essere Não simile é a ficar lui. parecido com o pastor da igreja. Non essere simile al Com o pastore della apóstolo chiesa, Paulo. all'apostolo Com Paolo, John Wesley. con John Martin Wesley, Lutero. Martin Não. Lutero, no. John Calvino. Não. John Calvino, É no. com Jesus que a gente tem que ficar È parecido. con Gesù che dobbiamo Nós essere temos que simili. olhar para ele. Por que que muitos de nós caímos na fé? Dobbiamo guardare a lui perché molti di noi cadono nella Porque fede. colocamos os olhos e a esperança em homens. Perché mettiamo occhi e speranze su uomini. Toda frustração Tutta la frustrazione é proporcional è proporzionale à expectativa. all'aspettativa. Quando colocamos expectativa nos homens, Quando mettiamo aspettative negli uomini, nós vamos nos frustrar. ci frustreremo. Sabe por que que muitas pessoas Sapete perché molte persone não congregam em igreja nenhuma? non congregano in nessuna Porque elas chiesa? esperam uma igreja perfeita. Perché si aspettano una chiesa perfetta. Não vão encontrar em lugar nenhum. Non la incontreranno da Porque nessuna enquanto parte. tiver pessoas ali, Perché finché ci saranno vai ter persone, imperfeição ali. ci sarà Só imperfezione. no céu, na eternidade, vai ter Solo uma nel igreja cielo, perfeita. nell'eternità ci sarà una chiesa Estaremos com perfetta. Jesus para sempre. Saremo con Gesù per sempre. Então você Quindi tu não vale nada. non vali niente. Você é um pecador. Sei un peccatore. Diga amém, por favor. Dica amen. Aqui na Itália, pode tomar água. Estou muito rápido, um pouco rápido, vou mais devagar. Nesta noite, não, estou brincando. Aqui na Itália, Qui in Italia existem jovens que empinam motos? ci sono giovani che Sim? impennano con la moto. Sim? Sì? Quem já viu? Chi ha già visto? Quem torceu para cair? Tomara que quem? Levanta a mão. Hai già sperato che cadessero? Quem? Levanta a mão. Levanta a mão. Alza la Levanta, mano. levanta, levanta, Alza, levanta. alza. Pecador. Peccatore. Como que você faz esperança para que o cara caia? Com'è che speri che lui cada? Ele pode morrer. Lui può morire. Você não é crente. Tu non sei credente. Você precisa de Jesus essa noite. Hai bisogno di Gesù questa sera. Pastor, por que você perguntou isso? Pastore, perché hai chiesto questo? Só para mostrar Solo per que mostrarti todos nós somos pecadores. che tutti noi siamo E peccatori. precisamos de Jesus todos os E abbiamo dias. bisogno di Gesù tutti i giorni. Todos nós julgamos. Tutti noi giudichiamo. Você concorda comigo? Tu concordi con me? Que se eu colocar um pendrive, Che se metto un pendrive fazer um download che fa un download da sua mente, della tua mente, tudo tutto que você pensou, che pensi, viu, hai visto, imaginou hai immaginato e falou, e hai parlato, tudo tutto que você pensou, che hai pensato, viu hai visto, ou imaginou hai immaginato na última semana nell'ultima e settimana colocar no telão. e lo metto qui. Quem aqui vai passar vergonha? Chi qui si invergognerà? Quem vai sair correndo por aquela porta junto Chi comigo? uscirà da quella porta insieme a me? Então você é um pecador. Quindi tu sei un peccatore. Por isso- Per questo, Diga graças a Deus. di grazie a Dio. Por isso Per questo, que a misericórdia la misericordia se renova si rinnova a cada manhã. tutte le mattine. Porque nós precisamos dela todos os dias. Perché abbiamo bisogno di lei tutti i Por giorni. quê? Perché? Estamos num processo de santificação. E siamo in un processo di santificazione. Hoje, Oggi eu sou um pior marido io sono un peggiore marito do que amanhã. di domani. Porque amanhã Perché eu domani sou um melhor marido sono un migliore do que marito ontem. di ieri. Jesus está tratando a minha vida Gesù sta trattando la mia para vita tratar bem per trattare a minha bene esposa. la mia moglie. Quando eu casei com a Viviane, Quando mi sono sposato con Viviani, existe um italiano que habita em mim. esiste un italiano che vive dentro di me. E eu era muito explosivo, Io ero molto esplosivo, sangue quente. sangue caldo. Eu achava que estava conversando, Credevo che stavo parlando, mas para ela eu estava brigando. ma per lei io stavo E litigando. várias vezes, realmente, E varie volte davvero eu passei dos limites. ho passato i limiti E eu ofendi ela. e l'ho offesa. Eu quebrei vidros do carro. Ho rotto i vetri della Quebrei macchina, portas de armário ho rotto le porte dell'armadio de forma agressiva. in una forma aggressiva E eu machuquei o coração e ho ferito il cuore da pessoa que eu mais amo. della persona che più amo. Por quê? Perché? Eu não quero machucá-la. Io non voglio ferirla, Mas eu não consigo. io non riesco. Passa do meu controle. Passa dal mio controllo. Eu subia no monte, E io salivo sul monte, 21 dias de oração, 21 giorni di com preghiera, a cara no chão,
con la faccia a terra, dizendo assim: dicendo: Jesus, Gesù, me transforma. trasformami. Eu não sou parecido contigo, Io non sono simile a te, mas eu já nasci de novo. ma sono già nato di Meu nuovo. nome está no livro da vida. Il mio nome è nel libro della Eu sei vita. que Ele me ama. So che lui mi Eu sou ama. apaixonado por Jesus. Sono innamorato di Mas Gesù, eu ainda respondo grosseiramente. ma ancora rispondo Eu male. ainda machuco o coração das minhas filhas. Ancora faccio male al cuore delle mie Eu figlie. tinha a Vitória, La Vittoria, minha filha mais velha, la mia figlia più vai vecchia, casar em agosto si agora. sposerà ad agosto. A minha filha, Mia figlia, 5, 6 anos, 5-6 anni. eu era grosseiro com ela. Io parlavo in un modo un po' scortese, brutto. De forma bruta com ela. De uma Eu forma ofendia o coração de uma menina de 6 anos. Ho offeso il cuore di una ragazzina Io di subi 6 un monte. anni. Ho salito sul monte, Botava a cara no chão mettevo la faccia a e dizia: terra Jesus, e dicevo: Gesù, o Senhor me abandonou. mi hai abbandonato. Por que o Senhor não me transforma? Perché non mi E trasformi? Jesus dizia: anda comigo, Gesù diceva: cammina con me, anda comigo. cammina con me. Se você andar comigo, Se tu cammini con me, você vai ficar parecido comigo. diventerai simile a me. E eu comecei a andar com Ele. E ho cominciato a camminare con lui. E eu comecei a perceber que quanto mais perto de Jesus eu fico, E ho cominciato a percepire che più mi avvicino a Gesù, menos eu ofendo, meno io offendo, menos eu machuco, meno io faccio male. mais eu amo, Ma io amo mais eu perdoo. e più perdono. E só andando com Ele E soltanto camminando con lui. não é de tanto vir na igreja, Non è da tanto venire in chiesa. não é de tanto fazer votos com Deus, Non è da tanto fare voti con não Dio. é de tanto ler a Non Bíblia, è da tanto leggere la mas é Bibbia. de tanto andar com Jesus. Ma è da tanto camminare con E Gesù. quando eu ando com E Jesus, quando cammino con Gesù, eu venho na igreja, io vengo in chiesa, eu leio a Bíblia, io leggo la Bibbia, eu faço voto com Deus. faccio voti con Dio. Não é o contrário. Non è il contrario. Não é sendo bom que eu me aproximo de Jesus. Non è essere buono che mi avvicino a Gesù. É me aproximando de Jesus que eu fico bom. È avvicinandomi a Gesù che io Nós divento buono. achamos que precisamos melhorar muito para se aproximar dele. Crediamo che dobbiamo migliorare tanto É per se avvicinarci a aproximando Lui. dele que eu vou ficar bom. È avvicinandomi a Lui che io É se diventerò buono. aproximando dele que eu vou ficar parecido È com ele. avvicinandomi a Lui che io assomiglierò a Lui. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de mim, E lo Spirito Santo lavorerà dentro di me. trabalhando na minha vida, Lavorerà nella mia vita. trabalhando na sua vida. Lavorando nella tua vita. Semana passada Settimana scorsa nós tivemos um batismo. abbiamo avuto un battesimo. Uma semana antes desse batismo, Una settimana prima di questo eu battesimo estava no culto, no terceiro culto do domingo. ero nel terzo culto della Nós domenica. temos 3 cultos: Abbiamo 3 culti, pela manhã, à tarde e noite. mattina, pomeriggio e sera. No último culto, Nell'ultimo culto, um jovem, un giovane, um menino, un ragazzo, se aproximou de mim si è avvicinato a me depois do culto dopo il culto e falou: pastor, e ha detto: Pastore, como você me vê? come mi vedi? Não entendi a pergunta. Non ho capito la domanda. Eu falei: eu não entendi. Ho detto: non ho capito. Como você me vê? Come mi vedi? Eu falei: eu estou vendo um jovem, Ho detto: vedo un giovane, simpático, simpatico, belo. bello. Ele: não, pastor, No, pastore, eu sou uma menina. sono una ragazza. Eu falei: não entendi. Io ho detto: non ho capito. Ele falou: eu nasci menina. Io ho detto: io sono nato Na minha ragazza. certidão de nascimento Nel mio certificato di nascita é menina. è ragazza. Meu nome Il mio nome é... Não quero expor è, o nome. non voglio esporre, Ok? É... Menina. Ragazza. Mas há 8 anos Ma 8 anni, eu tomo hormônio masculino. da 8 anni io prendo ormoni Eu sou di homossexual. maschio. Io sono omosessuale. E então você vê essa afeição Quindi tu vedi Essa roupa, questa apparenza, tudo questi isso. vestiti, tutto questo veio de 8 anos para cá. viene da 8 anni fa. E eu fiquei ouvindo, E io ho ascoltato, eu falei: mas por que você está me dizendo isso? ho detto: perché mi stai dicendo questo? Porque há 2 semanas atrás Perché 2 settimane fa eu entrei naquela porta. sono entrato da quella porta. Quando eu entrei na igreja, Quando sono entrato in chiesa, ninguém me julgou. nessuno mi ha giudicato. Eu sentei, Mi sono seduto, eu cantei, ho cantato, eu senti a presença de ho Deus. sentito la presenza di Dio. E enquanto eu estava aqui, E mentre ero qui, o Espírito Santo falou comigo. lo Spirito Santo ha parlato con me. Acredito que é o Espírito Santo, ele falou. Credo che sia lo Spirito Santo. Que Deus falou para mim: E Dio ha parlato a me. eu te fiz menina. Io ti ho fatto ragazza. Eu te fiz menina. Io ti ho fatto ragazza. Eu te fiz uma mulher. Io ti ho fatto una donna. Eu falei: e? E ho detto: Ela apontou para a piscina E lei ha indicato la a piscina piscina do batismo, del battesimo. e ela falou: E ha detto: eu posso me batizar? posso battezzarmi? Eu fiz uma pergunta para ela. Ho fatto una domanda. Você acredita, eu perguntei para ela, E ho chiesto a lei: que Jesus Cristo tu credi che Gesù Cristo é o Filho de Deus, è il figlio di Dio? morreu,
è morto, ressuscitou, risuscitato, está vivo è vivo e vai voltar a buscar a sua e igreja. tornerà a prendere la sua chiesa. Sim, pastor, Sì, pastore, eu acredito. io credo. Então você pode se batizar. Quindi tu puoi battezzarti. Ela deu um nome para o batismo. Ha dato il nome per il battesimo. No dia do batismo, E nel giorno del battesimo ela veio na fila. è venuta nella fila. Na hora que ela entrou Nel na momento piscina, in cui è entrata nella piscina, na frente de mim e da minha esposa, davanti a me e mia moglie, ela parou. si è fermata. Ela estava com roupa de homem, Aveva vestiti da maschio, mesmo estilo, stesso stile, mesma forma. stessa E forma, ela fez uma oração na nossa frente. e ha fatto una preghiera davanti a noi. Eu nunca vi Non ho mai visto uma pessoa pedir para orar antes de ser batizada. una persona chiedere di pregare prima di essere Eu battezzata. nunca vi. Mai visto. Mas ela pediu para orar. Ma lei ha chiesto di pregare. E eu ouvi a oração. E io ho ascoltato la preghiera. E eu ouvi a oração dela. E ho ascoltato la sua preghiera. Ela orou assim: Ha pregato così. Jesus, Gesù, nesta noite questa sera está morrendo sta morendo o menino, il ragazzo. está nascendo Sta nascendo a menina la ragazza que o Senhor criou. che tu hai creato. Assim, simples assim. Così semplice così. Batizei ela, L'ho battezzata, ela saiu da água, è uscita dalle acque. foi no banheiro trocar roupa. È stata in bagno a cambiarsi i vestiti. Ela tinha dentro da mochila Aveva dentro lo zaino um vestido un vestito lindo, bellissimo, 2 brincos. 2 orecchini. Ela saiu do banheiro, È uscita dal bagno. uma menina. Una ragazza. Ela foi no Instagram dela, È andata su Instagram, mudou o nome, ha cambiato il nome, tirou o nome do menino, ha tolto il nome del ragazzo, colocou o nome de criação ha messo il nome della e creazione colocou um versículo: e ha messo un versetto. não vivo mais eu, Non vivo più io, mas Cristo vive em ma mim. Cristo vive in me. Por que eu estou contando isso? Perché ti sto raccontando questo? Porque ela foi salva, Perché lei è stata salvata, ela foi tirada do Egito. è stata tolta dall'Egitto. Jesus arrancou a canga. Gesù ha tolto il giogo. Ela está testemunhando Lei sta do testimoniando trabalho dela del suo lavoro para todo mundo. a tutti. As pessoas Le persone homossexuais Omosessuali que conhecem ela che la conoscono vieram na igreja sono venuti in e chiesa disseram e assim: hanno detto così. ela foi transformada. Lei è stata trasformata. Eu também quero e preciso ser transformado. Anch'io voglio essere, ho bisogno di Porque essere ela é um trasformata. testemunho. Perché lei è una testimonianza. Então ela agora está num processo Quindi adesso è in un de processo andar com Jesus. di camminare con Gesù. Dia 31 de março, Il giorno 31 di marzo, meu aniversário. mio compleanno, Um dia antes de pegar o avião para vir para cá. un giorno prima di prendere l'aereo per Ela venire está qua. na fila Lei era nella fila, no final do culto alla fine del culto, para falar comigo. per parlare con me. Uma bolsinha, Una borsetta, um presente un regalo e uma carta e una lettera linda bellissima, de vestido, con il vestito, uma bela menina. una bella ragazza. E ela para na fila na minha frente. Lei si è fermata nella Esse fila é um davanti a me. presente para você, Questo è un regalo per te, meu pai, padre, porque você acreditou perché hai creduto quando ninguém acreditou. quando nessuno credeva. E Deus não desistiu de mim. E Dio non ha rinunciato a me. E ela continua com Jesus. E lei continua con Agora Gesù. está sendo discipulada. Adesso è in un discepolato. Por quê? Perché? Porque Jesus disse: Perché Gesù dice, vão, andate, façam discípulos, fate discepoli, batizando-os. battezzandoli. Só que a gente para aqui. Ma noi ci fermiamo Não qui. podemos parar aqui. Non possiamo Vão, fermarci qui. Andate, façam discípulos, fate discepoli, batizando-os, battezzandoli, ensinando. insegnandoli. Nós não podemos parar de ensinar. Non possiamo fermarci. Andando com Jesus Andando con Gesù e com os irmãos, e con i fratelli, eu vou ficar parecido com Jesus. io mi assomiglierò di più a Ferro Gesù. com ferro Ferro con ferro, se afia. si lavora. Se afia. Aqui na igreja, pode beber Qui in água. chiesa. Aqui na igreja, Qui in chiesa nós noi nos afiamos, ci raffiniamo, nós nos tratamos. noi ci trattiamo. Estar aqui Essere qui não é fácil, non è facile, às vezes é difícil. a volte è Tem difficile. pessoas que a gente não gosta. Sono persone che non ci Eu piacciono. não gosto muito dele, Non mi piace molto ela não lui. gosta muito de mim. Lei non Mas a mi gente piace. está na igreja. Noi siamo in chiesa. Igreja ninguém é igual. E in chiesa nessuno è Mas a uguale. beleza da igreja La bellezza della está chiesa na diferença. è nella differenza. Que ruim seria, Che brutto sarebbe que ruim seria Che brutto se sarebbe todo mundo fosse se tutti fossero igual o pastor Eurico. uguali al pastore Enrico. Que ruim, Che brutto, chato. noioso. Se fosse todo mundo parecido comigo, Se tutti fossero simili a me, que ruim. che brutto. Somos diferentes. Siamo diversi. As meninas dançavam, Le ragazze ballavano, outros cantavam, altri cantavano, outros serviam, altri servivano, outros estão nos bastidores. altri sono dietro le Tem quinte. gente cuidando das crianças. C'è gente che si O prende cura corpo dei é lindo, bambini. È na sua bellissimo, differenza. nella sua differenza. Não somos iguais. Non siamo uguali. Entender isso é libertador. Capire questo Porque ti você libera, começa a ser tratado com Jesus. perché inizia a essere trattato Tem con Gesù. gente aqui que C'è- está no comecinho. C'è gente qui che è all'inizio,
Está no início. all'inizio. Está andando com Jesus agora. Sta camminando adesso con Gesù. Então ele ainda corta a orelha. Quindi ancora taglia l'orecchio. Lembra de Pedro? Vi ricordate di Pietro? Lembra de Pedro? Vi ricordate di Pietro? O apóstolo Paulo, L'Apostolo Paolo, 3 dias, 3 giorni, estava convertido. era convertito. Nasceu de novo. È nato di Um nuovo. novo homem. Un nuovo uomo. Pedro, Pietro, 3 anos, 3 anni, ainda cortava a orelha das pessoas. ancora tagliava le orecchie delle persone. Tem gente que está aqui, C'è gente che è qua, faz 5 anos, da 5 que anni, ainda corta a orelha das che pessoas. ancora taglia le orecchie delle Tem persone. gente que está aqui, C'è gente che è qui, pode fazer um mês, che può fare un mese, já nasceu de novo, è già nata di e o nuovo. processo está mais rápido. E il processo è più veloce. Cada tem um processo diferente na caminhada com Ognuno ha Jesus. un processo diverso nella camminata con Gesù. Isso é maravilhoso. Questo è meraviglioso. Primeiro, Primo, eu não comparo com ninguém. io non mi paragono con O nessuno. que Deus está fazendo comigo Ciò che Dio sta facendo con me, não está fazendo com outro. non sta facendo con un altro. E o que Deus está fazendo com outro E ciò che Dio sta facendo con l'altro, não está fazendo comigo. non sta facendo con me. Então o que eu faço? Quindi cosa faccio? Eu celebro Io celebro o que Deus está fazendo na vida do outro. ciò che Dio sta facendo nella vita Porque dell'altro. quando Deus fazer na minha, Perché quando Dio farà nella mia Ele vai vita, celebrar Lui celebrerà o que Deus está fazendo na minha. ciò che Dio sta facendo nella mia. Vários pastores Tanti pastori do Brasil del Brasile fizeram grandes batismos. hanno fatto grandi O battesimi. que eu fazia? Ciò che facevo, Ia lá no Instagram. andavo lì su Instagram. Glória a Deus. Gloria a Dio. Glória a Deus. Gloria a Dio. O céu está sendo povoado. Il cielo è pieno di persone. Uau! Wow. Mas eu Ma io estava cuidando de uma igreja prendevo cura di una com chiesa 20 pessoas con 20 em persone Treviso, in Treviso, no Brasil. in Brasile. 20 pessoas. 20 persone. Mas eu estava celebrando Ma io stavo celebrando. quem estava batizando 1000. Stavo battezzando 1000. Porque é uma igreja só. Perché è una chiesa sola. É um corpo só. È un corpo solo. É uma vida só. È una vita sola. É um Deus só, um È un batismo Dio só. solo, un battesimo solo. Então entender isso é libertador. Quindi capire questo ti libera. Então é um processo. Quindi è un processo. No início tem All'inizio as portas abertas. sono le porte aperte. O que é porta aberta? Cos'è la porta aperta? As coisas boas. Le cose buone. A gente se converte. Ci convertiamo. A impressão que dá L'impressione che dà que Deus fala com a gente o tempo inteiro. è che Dio parla con noi tutto il tempo. A gente olha para a nuvem, Guardiamo la nuvola, tem o formato de um coração. ha il formato di un cuore. A gente tropeça na pedra. Noi inciampiamo sulla pietra. A gente lembra das pedradas que o apóstolo Estevão tomou. Ci ricordiamo delle sassate che l'apostolo Stefano ha preso. A gente abre a Bíblia Apriamo la Bibbia. em qualquer lugar. In ogni luogo Deus fala com a gente. Dio parla con noi. A gente vem no culto. Andiamo al culto. O guitarrista Il está chitarrista desafinado. suona un po' male. O baterista está fora do Il ritmo. batterista è fuori ritmo. Mas a gente não está nem aí. Ma non ce ne A gente é freghiamo. novo convertido. Siamo nuovo A convertiti. gente levanta a mão pro céu e começa a chorar. Alziamo la mano al cielo e cominciamo a piangere. É fácil. È facile. As portas se Le abrem. porte si aprono. Você ora para abrir uma porta de concurso. Tu preghi per aprire una porta di un A concorso. porta do concurso se abre. La porta del concorso Você si faz apre. um voto com Deus. Tu fai un voto con Dio. Deus abre a porta. Dio apre la porta. As portas abertas no começo são normais. Le porte aperte all'inizio è E é normale. normal você ter a porta aberta Ed è normale che tu abbia no la porta começo da aperta fé. all'inizio della Porque fede. Deus quer preservar aquele início. Perché Dio vuole preservare E Ele quell'inizio. evita E Lui evita que você encontre a guerra. che tu incontri la guerra. É só você ler a história de Israel. È soltanto tu leggere la storia di Israele. Quando eles saíram do Egito, Quando sono usciti dall'Egitto, Deus fez contornar a guerra. Dio li ha fatti contornare la guerra. Por quê? Perché? Porque era o começo. Perché era l'inizio. Não era época de guerra. Non era epoca di Era guerra. época de ser liberto. Era epoca di essere Di liberi, camminare. di camminare. Só que teve um momento Solo che c'è stato un momento que eles entraram em Canaã che sono entrati in e Canaan tiveram que enfrentar os gigantes. e hanno dovuto affrontare i giganti. Porque entra a segunda etapa. Perché entra la seconda tappa. Não é mais o vinde a mim, Non è più venite a me, é o aprendei de mim. è imparate da É me. processo de se tornar discípulo. È un processo di diventare discepoli. Aí entra a segunda parte. E lì entra la seconda parte. E não são as portas abertas, E non sono le porte aperte, são portas sono fechadas. porte chiuse. Quando Deus começa a dizer não, Quando Dio comincia a dire no, quando Deus começa a fechar. quando Dio comincia a chiudere, As portas fechadas, le porte chiuse, nós não agradecemos na hora, non ringraziamo sul momento, nós agradecemos depois. ringraziamo dopo. Porque Deus vai lá na frente mostrar Perché Dio va là davanti e ci mostra por que que Ele fechou a porta. perché Lui ha chiuso la porta. Por que que Ele disse não para aquele emprego. Perché ha detto no a quel Por que lavoro. que o visto não veio na hora certa. Perché il visto non è arrivato al Por que momento que não era giusto. daquela forma. Perché non era in quel Deus modo. não explica na hora. Dio non spiega Lá il suo na frente momento. um dia, Là davanti un Você vai giorno olhar para trás tu guarderai e vai indietro dizer Deus é soberano. e dirai Dio è Ele il sabe o que estava sovrano. fazendo. Lui sa ciò che Por fa. isso que Ele trabalhou isso na minha Per vida. questo ha lavorato Por così isso nella que mia Ele vita. disse não para Per mim. questo mi ha detto no. Quem aqui é pai e mãe? Chi qua è genitore? Ok? Quem já disse não para o filho? Chi ha già detto no al figlio? Quem já disse muito não para o filho? Chi ha già detto molto no al Quem figlio? continua dizendo não para o Chi filho? continua a dire no al figlio? Ok. Por que que você diz não? Perché dici no? Você odeia seu filho? Tu odi tuo figlio? Você quer o mal do seu filho? Vuoi il brutto per tuo figlio? Sim ou não?
Sì o no? Não. Você ama o seu filho? Tu ami tuo figlio? E você diz não? E tu dici no? Por quê? Perché? Porque você está protegendo ele Perché lo stai proteggendo de coisas que ele não entende. da cosa che lui non Nós capisce. não entendemos tudo. Noi non capiamo O tutto. nosso pai entende Il tudo. nostro padre capisce Por isso tutto. que tem portas Per questo ci sono porte que ele não abre. che lui non apre. A minha filha, Mia figlia, mais nova, la più tem giovane, 9 anos. ha 9 anni, A Isabela, Isabella, ela precisa se converter ainda. deve ancora convertirsi. Ainda não é crente, Non è ancora credente, mas tá melhorando. ma sta migliorando. A Isabela, Isabella, ela é por direito, lei è di diritto, di direito, Di ela é dona, proprietária è padrona, proprietaria do meu carro. della mia macchina. Sim ou não? Sì o no? Por herança, sim? Per eredità. Por herança, Per eredità. ela é dona, proprietária Lei è la do proprietaria meu carro. della mia macchina. Mas ela dirige o meu carro. Ma lei guida la mia macchina? Por quê? Perché? Não tem idade, Non ha età. não tem maturidade, Non- concorda comigo? Non ha maturità, E eu concordi? não deixo. Você sabia Io non lascio, tu que ela sapevi quer dirigir o carro che lei vuole guidare la macchina? com 9 anos? Con 9 anni. Eu falo, pai, deixa eu dirigir. E dice, papà lasciami guidare. Eu já sei. Io so già, Eu olhei no YouTube. ho guardato su YouTube, Eu sei como faz. so come si fa. Eu falo, filha, Io dico, figlia, você não sabe. tu non sai. Eu sei, pai. Io so, papà. Não sabe. No, non sai. Pai, deixa. Papà, lasciami. Não. No, Não por quê? no perché? Porque ela não sabe. Perché lei non sa. Mas ela acha que sabe. Ma lei crede di sapere. Você acha que sabe. Tu credi di sapere. Você acha que sabe. Tu credi di Você sapere. acha que sabe. Tu credi di Mas é o sapere. seu pai que sabe. Ma è tuo padre che sa. Ele sabe o que é melhor para Lui você. sa ciò che è meglio per te. E ela não tem maturidade. E lei non ha maturità, Ela ainda não amadureceu. non è ancora matura. Guarda isso. Cosa dici questo? Presta atenção. Fai attenzione. Quando você é filho, Quando sei figlio, você tem direito. hai diritto. Sim? Sì? O que um filho fez para ter direito? Cosa ha fatto un figlio per avere il diritto? Nada. Ele apenas nasceu. Niente, è soltanto nato. Sim? Sì? Ok. Ok. Para ter direito, Per avere diritto. basta você ser filho. Basta essere figlio. Mas para tomar posse, Ma per prendere possesso, você tem que amadurecer. tu devi diventare maturo. Porque quando a minha filha fizer 18 anos, ela vai dirigir. Perché quando mia figlia avrà 18 anni, Tem lei guiderà. coisas que Deus não liberou para você ainda. Sono cose che Dio non ha ancora liberato per Porque te. você ainda não amadureceu. Perché non sei ancora maturo. Você ainda está brabo com o irmão que saiu da igreja. Ti arrabbi ancora con il fratello che è Você uscito ainda dalla não chiesa. perdoou a sua sogra. Non hai ancora perdonato tua Você ainda suocera. você está anos sem falar com seu cunhado. È da anni che non parli con tuo Isso é cognato. imaturidade. Questo è immaturità. Isso é coisa de criança. Questa è cosa da bambini. Deus não vai permitir Dio non permetterà que eu e você che io e te estejamos num lugar siamo in un luogo de autoridade di autorità com coração con un cuore de criança, da bambini, infantil, infantile, imaturo. immaturo. Quantos compreendem? Quanti comprendono? Então Deus quer ensinar Quindi Dio vuole insegnare com a porta con la fechada porta chiusa algumas coisas alcune cose no meu coração. nel mio cuore. A porta aberta La porta aperta nos alegra. ci rallegra, A porta la fechada porta chiusa nos ensina. ci insegna. Quando não acontece como sonhamos Quando non succede come sogniamo ou queríamos, o vorremmo, é a porta è fechada. la porta chiusa. A porta fechada La porta chiusa é quando passamos pelo Getsemane, quando passiamo per il Getsemani, no momento do não. nel momento del no, Quando Jesus diz: quando Gesù dice, se for possível, se è possibile, por favor, per favore, se possível, se è possibile, afasta de mim. allontana da me. O pai não afastou. Il padre non ha allontanato, Porta fechada. porta chiusa. O pai estava ensinando o filho, Il padre stava insegnando il porque a figlio, Bíblia diz perché la Bibbia dice que foi pela è obediência stato per obbedienza que Jesus aprendeu. che Gesù ha imparato, Pela obediência. per l'obbedienza. Então Jesus foi ensinado pelo pai. Quindi Gesù è stato insegnato dal tempo padre inteiro. tutto il tempo. Nas portas fechadas. Nelle porte chiuse, A porta la fechada porta chiusa é quando ele nos ensina è quando lui ci insegna a sermos parecidos com ele. a essere simili a lui. A porta fechada La porta chiusa é um processo. è un processo, É quando a notícia è quando la notizia do câncer, del cancro, da infertilidade, è infertilità, do diagnóstico de autismo, del diagnostico di autismo. não existe E non esiste nas escrituras nelle scritture promessa promessa de que tudo vai dar certo. che tutto andrà bene. Não existe Non esiste nas escrituras nelle scritture a promessa la promessa de que nada nos acontecerá de che ruim. niente ci accadrà di brutto. Nada. Niente. Jesus disse: Gesù dice, nós teríamos aflições. noi avremo afflizioni. Então é mentira. Quindi è una bugia. Quando alguém pregar para você Quando qualcuno ti de que predica se você entregar a vida para ele, che se tu consegni la tua vai vita a dar lui, tudo certo. andrà tutto bene. Porque a Bíblia diz Perché la Bibbia que dice Jó che Giobbe era um homem de Deus, era un uomo
di e Dio perdeu coisas. e ha perso cose. O apóstolo Paulo sofreu coisas. Ha sofferto cose. Então a Bíblia deixa clara Quindi la Bibbia dice que chiaro não é fácil, che non è facile, mas ele prometeu ma Lui promette que estaria conosco che sarebbe stato con nos noi dias nei difíceis, giorni difficili. no vale da sombra da morte. Nel vale dell'ombra della morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Anche eu se não cammino- temerei mal algum, porque o Senhor Anche está se cammino comigo. per il vale dell'ombra della morte non temerò alcun male perché il Signore è con me. Então não tem promessa de vida fácil. Quindi non c'è promessa di una vita Você tem facile. coragem Hai coraggio de dizer di dire que uma família que perdeu um parente de Covid che una famiglia che ha perso un parente dal é Covid porque não teme a Deus? è perché non teme Dio? Você tem coragem de dizer Hai coraggio di dire que uma mãe che una que madre teme a Deus, che teme Dio, que recebe o diagnóstico de um filho che riceve un com diagnostico di un síndrome de figlio Down con sindrome di ou Down autismo, o autismo, é uma mãe que não teme a è Deus? una madre che non teme Dio? Você tem coragem de Hai dizer coraggio di dire que alguém che que qualcuno tem os pais no hospital com che ha câncer, i genitori in ele ospedale não col teme a Deus cancro por isso? non teme Dio per questo? Não, No, porque essas coisas acontecem com todos. perché queste cose accadono con tutti. A diferença La differenza é que quem teme a Deus, é que quem teme Dio, ele olha para o lado ele guarda de e Jesus fianco. sempre está ali. Gesù è sempre lì. Jesus consola, Gesù consola, dá força, dà forza, fortalece, fortifica, dá esperança. dà speranza. E a gente sabe E noi que sappiamo um dia che un giorno tudo vai acabar tutto e finirà. nós estaremos com Ele para e noi sempre. saremo con Lui per sempre. A promessa La promessa é de vida eterna. è di vita eterna. A promessa La promessa não é de prosperidade, non è di prosperità, é de eternidade. è di eternità. Deus pode prosperar? Dio può prosperare? Deus pode prosperar, Dio può prosperare? mas eu não posso pregar só sobre Ma prosperidade. io non posso predicare solo su Eu prosperità. tenho que pregar a Bíblia toda. Devo predicare tutta la Bibbia. A Bíblia não é um livro La Bibbia non è un libro que eu abro, che io apro, escolho scelgo só o que eu gosto. solo ciò che voglio. A Bíblia toda. La Bibbia per intero. Posso ouvir um amém? Posso sentire un amen? O processo de discipulado Il processo di discepolato vai nos deixar mais parecido com Jesus. ci farà diventare più simili a Gesù. Você sabia Tu sapevi? que a carta de Paulo aos Filipenses, La lettera di Paolo ai Filippesi você sabia Sapevi? que é conhecida teologicamente è conosciuta teologicamente como a carta da alegria? come la lettera dell'allegria, A carta que mais incentiva a alegria. la lettera che più incentiva l'allegria. Você sabia disso? Sapevi questo? Não sabia? Non sapevi? Sabe de onde ela foi escrita? Sai dove è stata scritta? Da prisão. In prigione. O apóstolo Paulo estava preso. L'apostolo Paolo era imprigionato E da prisão, e dalla prigione ele dizia: diceva: alegrai-vos, Rallegratevi. alegrai-vos, Rallegratevi. alegrai-vos, Rallegratevi. alegrai-vos, Rallegratevi. alegrai-vos. Rallegratevi. Por quê? Perché? Porque a nossa fé Perché la nostra fede não depende non dipende do que acontece aqui fora. da ciò che succede A nossa fuori. fé está alicerçada em La Jesus. nostra fede è ferma in Gesù. Hebreus 11, Ebrei 11, versículo 1. versetto 1. A fé La fede é a certeza è la certezza do que não se vê di ciò che non si e a vede convicção e la certezza do que se espera. di ciò che si spera. Então a fé cristã Quindi la fede cristiana vai me levar a entender mi porterà a que capire existem portas che esistono porte e essas portas nos ensinam. e queste porte ci insegnano. Quando eu estava fazendo a mala Quando stavo facendo la valigia para vir para cá, per venire qua, eu fui no aplicativo sono andato de sull'applicazione clima, Clima, Meteo, Itália. Italia, 5 graus, 8 graus, 5 gradi, 8 12 gradi, graus, 15 graus. 12 gradi, 15. Lá em Criciúma, Là in Criciúma, mais ou menos 200 graus estava. più o meno 200 gradi. É um sol para cada pessoa. Era un sole per ogni persona. E eu estava fazendo a mala. Io stavo facendo la valigia E eu coloquei esse suéter, e ho messo questo sweater, cheiro de mofo, odore di muffa. estava guardado, Era chiuso porque lá é verão. perché lì è estate. E eu estava fazendo a minha mala E io stavo facendo la para valigia vir para cá. per venire qua. Eu coloquei cachecol, Ho messo dentro la sciarpa. a minha esposa trouxe roupa térmica, Mia moglie ha portato vestiti termici esperando Alasca, e si aspettava l'Alaska, frio. freddo. E a gente trouxe roupas de frio. E abbiamo portato vestiti da freddo. Eu estava olhando para minha mala, Stavo guardando la valigia. ela não faz sentido, Non fa senso, porque está 40 graus. perché ci sono 40 Eu gradi. estou suando, Sto o sudando. ar-condicionado está ligado. C'è l'aria condizionata accesa. Eu estou lá fazendo a mala e colocando blusa de lã. Sono lì che faccio la valigia e metto vestiti di lana. Ela não faz sentido Non ha senso aqui, qui, mas faz sentido para o meu destino. ma ha senso nel mio destino. Para onde eu estou indo, Da dove sto andando? faz sentido. Ha senso.
Jesus está preparando a sua mala hoje. Gesù sta preparando la tua valigia oggi. Por isso que tem coisas que acontecem com você e você diz não faz sentido. Per questo ci sono cose che non sto accadono e tu dici entendendo non ha perché Dio sta senso. facendo isso. Non capisco perché Por Dio que, fa que Deus está questo. permitindo isso no meu Perché casamento? Dio permette questo Por que, nel que mio Deus está matrimonio? permitindo isso com meu filho? Perché Dio permette Por questo que, con que, mio o Senhor figlio? por que, que o Senhor está deixando isso acontecer? Perché lasci che questo accada? Jesus está olhando e dizendo, Gesù sta guardando e estou dicendo: preparando a sua mala. sto preparando la tua Lá valigia. para o destino onde eu quero você. Là per la destinazione dove Isso ti vai voglio. fazer sentido. Questo farà senso. No ano de 2002, L'anno del 2022. 2002. A minha esposa Mia moglie e eu e io nos separamos. ci siamo separati. Nosso casamento entrou em crise. Il nostro matrimonio era in crisi. Ficamos 4 meses separados. Siamo rimasti 4 mesi separati. Eu fui para um caminho, Sono andato in un cammino, ela foi para o outro. lei da un altro. Processo de divórcio, Processo di divorzio. separamos. Ci siamo separati. Vendemos os imóveis. Abbiamo venduto immobili. Acabou tudo. È finito tutto. 4 meses depois, 4 mesi dopo, o Espírito Santo lo Spirito Santo falou comigo ha parlato con me e falou com ela e ha detto, ha no parlato mesmo anche a dia, lei, lo stesso giorno, numa terça-feira. in un martedì. E Deus falou comigo: E Dio ha parlato con me. volta para tua esposa, Torna da tua moglie, recomeça, ricomincia, dá uma chance para vocês. dai una E possibilità Deus a falou voi. com ela: E Dio ha parlato con lei, volta para teu marido, torna da tuo marito, dá uma chance. dai un'altra possibilità, Ricomincia. ricomincia. E eu liguei para ela, e quando eu liguei para ela, ela falou: eu ia ligar para você, E io l'ho chiamata e quando l'ho chiamata lei mi ha detto, io ti avrei chiamato, porque Deus falou para mim perché Dio mi ha que é parlato para voltar para o nosso e casamento. sarei dovuta tornare al E ela nostro começou a matrimonio. chorar. E lei ha cominciato a piangere. Deus falou para mim Dio ha parlato a me que é para voltar para o casamento. che devo tornare al Nós já matrimonio. estávamos envolvidos com outras pessoas. Stavamo già coinvolti con altre persone. Nós acabamos com os relacionamentos. Abbiamo finito le relazioni. Voltamos para casa. Siamo tornati a Um casa. processo de restauração. Processo di restaurazione. Processo de restauração Processo di restaurazione. é dolorido, È doloroso, é difícil, è difficile, dói, fa male. porque nós temos memória Perché abbiamo memoria. e as memórias machucam. Le memorie fanno male. Às vezes numa discussão as palavras machucam. A volte in una discussione le parole E fanno o male. processo foi difícil. Il processo è stato difficile. Passou quase um ano, È passato quasi un anno. 9 meses. 9 mesi. Deus restaurou nosso casamento. Dio ha restaurato il nostro matrimonio. Um ano depois nasceu a nossa primeira filha, Un anno Vitória. dopo è nata la nostra prima figlia, Deus Vittoria. fez algo lindo, Dio ha fatto qualcosa di bello. mas eu dizia: Ma io dicevo, onde tu estás, Senhor? dove sei, Signore? Eu estava separado da minha esposa, Io ero separato da mia moglie, a mulher que eu amo. la donna che amo. Onde é que tu estás? E as profecias? Dove sei? E le profezie. Tinha profecia sobre mim e sobre ela que Eu Deus não- ia usar eu, Vivi. C'erano profezie su di noi che dicevano che lui avrebbe usato io e la Eu Vivi. dizia: você mentiu, Deus. E ho detto, tu hai mentito, Dio. Porque você disse através do profeta Perché hai detto attraverso il profeta que você ia usar eu e minha esposa che tu avresti usato io e mia para moglie ser uma bênção per essere una para a benedizione nossa cidade, per la nostra città, para essa nação. per questa nazione. E agora a gente está separado. Adesso ci stiamo separando. É mentira. È una menzogna. Porque eu estava olhando a mala Perché stavo guardando la valigia enquanto Jesus estava fazendo ela. e mentre Gesù stava Não facendo la fazia valigia nenhum sentido. non aveva senso. Agora, Adesso, todo dia, tutti i giorni, tutti i giorni, nós chegamos a um lugar arriviamo a un luogo de destino. di destino. Todo dia eu recebo no meu celular. Tutti i giorni ricevo sul Todo dia eu telefono, recebo na igreja tutti i giorni ricevo in chiesa casais coppie que falam assim: che dicono così: o casamento de il vocês vostro matrimonio curou o nosso. ha curato il nostro, A restauração de la vocês restaurazione vostra restaurou o ha nosso. restaurato la nostra. Vocês deram esperança para nós. Voi ci avete dato speranza. Sabe por quê? Sapete perché? Porque quando chega um casal para mim, Perché quando arriva una coppia da me, quando chega um homem para mim quando arriva un uomo da me e fala assim: e dice così: pastor, o meu casamento acabou. pastore, il mio matrimonio è finito. Eu falo assim: Io dico così: só um pouquinho, aspetta un attimo, deixa eu abrir a minha mochila. aspetta che apro la valigia. E quando eu abro a mochila, E quando apro la valigia tem restauração c'è dentro da mochila. restaurazione dentro la valigia. Tem cura dentro da C'è mochila. cura dentro la Tem valigia. esperança dentro da C'è mochila. speranza dentro la Porque valigia. lá atrás Deus colocou na minha mochila. Perché là dietro lui ha messo nella Lá mia eu valigia. não entendi, Là io non ho capito, mas aqui eu entendi. ma qui io ho Eu quero te capito. abençoar com essa palavra. Voglio benedirti con Nesse questa parola. processo na sua vida, Questo processo nella tua vita, vários nãos que Deus está dando para você, vari no che Dio ti sta é dando, preparando a sua mochila. è preparando la tua Vou te valigia. dar um conselho. Ti do un consiglio: Permanece fiel. rimani fedele, Continua crendo. Continua a Não te credere. afasta da presença de Jesus. Non allontanarti dalla Que presenza lá di na Gesù. frente você vai abrir a sua mochila perché là davanti aprirai la e valigia várias famílias serão abençoadas e curadas através e de varie você. famiglie saranno O benedette seu e curate attraverso di testemunho te. vai La servir tua de bênção. testimonianza servirà da benedizione. Quando você recebe essa palavra, Quanti ricevono questa parola? os nãos I no na igreja nella chiesa tem um casal. c'è una coppia. Wait a minute. Tem quanto tempo, pastor? Fez assim? Fez assim é que tá ruim, né? Lá na igreja, Là in chiesa preciosa.
Tem um casal, C'è una coppia, o Richard Richard e a Vitória. e Vittoria. Esse casal tem uma filha autista, Questa coppia hanno una figlia autistica, Helena. Elena. Maravilhosa, Meravigliosa, maravilhosa, meravigliosa, linda, bellissima, autista. autista. Então ela tem dificuldades, Quindi ha difficoltà, limitações limitazioni de conexão no olhar. di connessioni dello Ela sguardo. tem 6 anos, eu não lembro. Ela não fala, Ha 6 anni, non mi ricordo, lei non parla, ela não se comunica com os pais. non si comunica con i genitori. Só quem é pai e mãe sabe Solo chi è genitore sa a dor que é il dolore che è não ouvir da boca do seu filho. non sentire dalla bocca di tuo figlio, É chamado de pai e mãe. essere chiamato padre e madre. Você que viveu isso, você não sabe quem não viveu. Tu che hai vissuto questo non sai chi non ha E esse vissuto. casal E questa coppia sofreu essa dor, ha sofferto questo dolore, diagnóstico. questo diagnostico. E eles pegaram essa dor, eles poderiam E ha preso questo dolore e loro avrebbero potuto ficar bravo com Deus, arrabbiarsi con Dio, indignado com Deus indignati con Dio e dizer: Deus, você me esqueceu. e dire Dio mi hai Por que dimenticato. você permitiu isso aqui? Perché hai permesso questo? Isso aqui vai atrapalhar minha vida? Questo interromperà la mia vita, De alguma forma vai me impedir de prosperar? in alcun modo mi impedirà di A minha prosperare, esposa não vai poder trabalhar? mia moglie non potrà E lavorare outras questões. e altre questioni. Mas o que eles fizeram? Ma cosa hanno fatto? Entenderam Hanno capito que Deus deu um presente para eles. che Dio ha dato un regalo a Era loro, algo precioso para eles. era qualcosa di prezioso per loro. E eles chamaram, E loro hanno chiamato, me chamaram, mi hanno chiamato, pastor, pastore, nós queremos vogliamo criar um ministério na igreja. creare un ministero nella Chiesa. Que ministério? Che ministero? Eu quero cuidar dos pais e das mães de crianças autistas. Voglio prendermi cura dei padri, dei genitori dei figli autistici. Nós vamos fazer uma reunião mensal, Faremo una riunione mensile, um café, un caffè, um lugar lindo, un bellissimo um posto, espaço para as crianças brincarem. uno spazio perché i bambini E possano nós vamos giocare. sentar mesa por mesa, Noi ci siederemo tavolo per tavolo, olhar nos olhos dos pais e das mães especiais guardando negli occhi dei padri, dei genitori speciali e dizer que elas não estão sozinhas. e dire che loro non sono soli. Nós vamos fazer um dia de princesa. Noi facciamo un giorno di Nós vamos principessa. pegar essas mães Prenderemo queste madri que têm crianças especiais, che hanno bambini speciali, que não vão num salão de beleza che non vanno al salone della há bellezza anos, da anni, não porque não tem dinheiro, non perché non hanno soldi, porque não tem tempo, perché non hanno tempo, porque decidiu morrer perché hanno deciso di para morire viver por filho. per vivere per il figlio. Nós vamos levar essas mães para o salão de beleza. Porteremo queste donne al salone della bellezza, Nós vamos cuidar das crianças prenderemo cura dei e bambini nós vamos levar a mãe no salão. e porteremo la madre al salone. Levaram as mães para o salão. Hanno portato le madri al salone. As mães, as maquiadoras sentavam a maquiar Le truccatrici provavano a e truccare não e conseguiam, non riuscivano, porque as mães choravam perché le madri e piangevano não dava para maquiar. e non riuscivano a truccare. Ela não estava chorando por causa da maquiagem. Non stavano piangendo per il trucco, Ela estava chorando porque alguém enxergou elas. stavano piangendo perché qualcuno le ha viste, Porque alguém viu a dor delas. perché qualcuno ha visto il suo Lá dolore. na igreja Là in chiesa nasceu uma sala è nata una sala chamada sala sensorial. chiamata sala accessoriale. É uma sala para accessoriale. crianças atípicas. È una sala per bambini atipici, Crianças com Down, com autismo. bambini down, As autistici. crianças entram lá. I bambini entrano Tudo é preparado. e tutto è preparato. Nós estamos preparando um aquário com bolhas. Stiamo preparando un acquario con bolle Para as crianças se concentrarem, se acalmarem. perché i bambini si concentrino e si calmino. Nós tínhamos 4 crianças autistas Avevamo 4 bambini autistici antes de ter a sala. prima di avere la sala. Hoje nós temos 60 crianças. Oggi abbiamo 60 bambini. Por quê? Perché? Porque os pais viram que alguém percebeu os seus filhos. Perché i genitori hanno visto che qualcuno ha percepito i loro figli. Tudo nasceu Tutto è nato da dor, dal dolore, não do Telmo, non dal Telmo, não da Vivi, non da Vivi, da dor do Richa dal dolore di e Risha da Vitória, e Vittoria. que entenderam Hanno capito que a mochila deles che la loro que valigia estava sendo preparada. era preparata. Hoje, Oggi Richard e Vitória Risha e Vittoria ajudam aiutano igrejas no mundo inteiro chiese in tutto il mondo a terem ministério com crianças ad autistas. avere ministeri con bambini autistici. Eles são uma bênção para várias igrejas. Sono una benedizione per varie Eles chiese. dão cursos em vários lugares. Danno corsi in vari posti. Eles estão abençoando pessoas e estão entregando a vida para Jesus. Stanno benedendo persone e stanno consegnando la vita a Gesù Através da vida attraverso la vita do Richard di Richard e da Vitória. e Vittoria. Porque uma dor, Perché un dolore, não, un no, nos ensina. ci insegna. São os processos da vida. Sono i processi della vita. Outra criança, Un altro bambino, tetraplégica, tetraplegico, na cadeira de rodas. sulla sedia a rotelle. Um irmão da igreja Un fratello della chiesa falou: pastor, ha detto: pastore, vamos criar um projeto creiamo un progetto para as crianças andar de skate. perché i bambini usino lo skate. Eu falei: como? Ho detto: come? A criança está na cadeira de rodas? Il bambino è sulla sedia a rotelle? Eu Io não sei andar de skate. non so andare sullo skate. Se eu subir, eu caio. Se salgo cado. Como que a criança vai andar? Come il bambino andrà?
Eles criaram uma estrutura e hanno creato una struttura de alumínio. di alluminio. Nessa estrutura tem umas fitas In questa struttura ci sono delle fitte que prendem a criança e ela fica suspensa. che prendono il bambino e lei rimane sospeso. E o skate fica flutuante. E lo skate è fluttuante. E eles empurram a estrutura. E loro spingono la E a struttura. criança anda de E il skate, bambino va sullo skate, não na cadeira de roda, non sulla sedia a rotelle, de pé. in piedi. E famílias estão sendo curadas e restauradas. Famiglie sono curate e E famílias restaurate. estão conhecendo a Jesus. Famiglie stanno conoscendo Gesù. Outro irmão Un altro fratello pegou uma prancha ha preso Una una prancha di surf. tavola da surf e ele adaptou a prancha. e ha adattato Colocou la tavola. fitas de velcro Ha messo delle fitte di velcro que possa prender. che possono prendere, E, bloccare. e crianças cadeirantes, E i bambini con la sedia a cegos, rotelle, surdos, ciechi, sordi, estão surfando stanno surfando no mar. nel mare. Aí eu perguntei, por que você fez isso? E ho chiesto perché hai fatto questo? Porque a minha mãe, Perché mia mamma ela não tem uma perna. non ha una gamba. E eu sempre tive vergonha da minha mãe. E io mi sono sempre E invergognata di Deus mia falou madre. para mim E Dio mi ha detto que não é para ter vergonha da sua mãe, che non devo avere vergogna di é mia para te madre. aprender È perché io a amar imparo essas pessoas. ad amare queste persone. E a mãe dele E la sua mamma também está surfando. sta anche surfando. Por quê? Perché? Porque a mala dele, Perché la sua valigia, o não de Deus, il no di Dio, aquilo que a gente acha que não era para ser. ciò che crediamo che non doveva Deus é essere. poderoso. Dio è potente. Deus ainda é poderoso Dio ancora è para potente transformar o caos per trasformare il em caos algo maravilhoso. in qualcosa di meraviglioso. E a terra era sem forma e vazia. La terra era senza Não forma tinha e nada vuota, em ordem. non c'era niente in ordine. Em 6 dias Deus organizou tudo. In 6 giorni Dio ha Eu quero organizzato dizer tutto. que um dia só Deus pode mudar toda a tua Vorrei história dirti che in un giorno e, solo Dio or- può cambiare la tua storia e organizar a sua e vida riorganizzare la tua vita no discipulado. nel discepolato. A porta aberta é o sim, La porta aperta è sì, a porta fechada é o não. la porta chiusa è no. A porta aberta nos alegra, La porta aperta ci rallegra, a porta fechada nos la ensina. porta chiusa ci insegna. Eu creio que eu estou falando para discípulos de Jesus. Credo che sto parlando a discepoli di Gesù. Eu creio que eu estou falando para discípulos de Jesus. Credo che sto parlando a discepoli di Gesù. Tem mais uma porta e eu queria encerrar aqui. C'è ancora una porta e vorrei concludere qui. A primeira porta que Deus abre. La prima porta che Dio apre. E Apocalipse vai dizer Apocalisse ci que a dirà porta que ele abre, che la porta che Lui apre, ninguém fecha. nessuno la chiude. Então, se Deus tem uma bênção para você, Quindi se Dio ha una benedizione per te, ninguém, nessuno, nem Satanás neanche Satana e todos os seus anjos e tutti i suoi angeli podem pedir. possono impedire. Posso ouvir um amém? Posso sentire un amen? Então, em nome de Jesus, Quindi in nome di Gesù, para de botar a culpa no diabo. smetti di dare la colpa al diavolo, Porque quem cuida de você perché chi si prende cura é di o te seu pai. è tuo padre E ele é poderoso. e Lui è potente. Ele é muito mais poderoso. Lui è molto più potente. Eu tenho 2 filhas. Ho 2 figlie, Nenhum de vocês nessuno di voi corrige ela. può correggerle, Nenhum de vocês nessuno di voi puxa a orelha delas. può tirare le orecchie, Nenhum de vocês nessuno di voi corrige, può disciplinarle, disciplina ela. Nenhum de vocês. nessuno di voi. Se um de vocês Se uno di voi disciplinar ela, la disciplinano loro, eu corrijo você. io ti correggo, Eu vou bater em você. io ti picchierò E eu vou pedir perdão na ceia depois. e chiederò dopo perdono alla Santa Cena. Porque eu sou pai Perché io sono padre e nenhum pai, e nessun padre em sã consciência, in sana coscienza, equilibrado, equilibrato, vai permitir permetterà que ninguém coloque a mão nos seus filhos. che qualcuno metta le mani sui suoi figli. Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Quindi lascia che ti dia una buona O notizia. diabo não pode pôr a mão em você. Il diavolo non può mettere le Porque mani su você di tem te, um pai. perché tu hai un padre E o seu pai e tuo padre te ama. ti ama. A terceira porta La terza porta não é a porta que ele abre, non è la porta che lui apre, e nem a porta que ele fecha. neanche la porta che chiude. A porta que ele abre, La porta che lui apre, ninguém fecha. nessuno chiude. E a porta que ele fecha, E la porta che lui chiude, não adianta tentar arrombar. non serve provare a distruggerla. Não adianta quebrar. Non serve distruggerla, romperla. Ninguém abre. Nessuno la Se apre. você arrombar a porta, Se tu distruggi la porta, você vai entrar em lugares que Deus não queria. tu entri in posti che Dio non vorrebbe. Posso te dar um conselho? Posso darti un consiglio? Não está dando certo? Non sta andando bene? Não empurra. Non spingere. O relacionamento com aquele jovem não está dando certo? La relazione con quel giovane non va bene? Não empurra. Non spingere. A documentação não está vindo de forma legal? I documenti non stanno arrivando Não in forma vai por legale? outro caminho. Non vai da un'altra parte. Não empurra. Non spingere, Porque a vontade de Deus é melhor. perché la volontà di Dio è meglio. Não empurre porta. Non spingere le Se porte. você entregou a vida para Jesus Se tu hai consegnato la vita e a você Gesù confia em e Deus, tu confidi in Dio, não empurra. non spingere. Deixa que Deus abra a porta. Lascia che Dio apra la porta. Vou te dar um conselho didático, Ti darò un consiglio didattico, pedagógico. pedagogico. Olhe para mim. Guarda me.
Quando você chegar diante de uma situação, Quando arrivi davanti a una situazione, coloque a mão na maçaneta, metti la mano sulla maniglia, vire. gira. Se não abrir, Se non apre, tira a mão. togli la mano. Não era para você. Non era per te. Lá na frente, Da davanti, você vai entender. tu capirai. Eu brinco com a minha esposa. Io scherzo con mia moglie. Quando ela me conheceu, Quando lei mi ha conosciuto, ela namorava outro. lei era fidanzata con un altro. Ainda bem. Per fortuna. Ela agradece até hoje Lei ringrazia fino ad oggi que aquela porta fechou. che quella porta si è chiusa E eu sou a porta aberta. e io sono la porta aperta. A porta que Deus abre, La porta che Dio apre, ninguém fecha. nessuno chiude. Mas qual é a terceira porta? Ma qual è la terza porta? A terceira porta é aquela que nós abrimos. La terza porta è quella che noi apriamo. Que porta é essa, pastor? Che porta è questa, pastore? Apocalipse vai dizer: Apocalisse ci dirà: Eis que estou à porta e bato. ecco che sono alla porta e busso. Onde Jesus está? Dove Gesù sta? A porta, La porta. batendo. E Aquele, bussa. aquele que abrir, Colui che apre, eu entrarei io entrerò e cearei com ele. e cenerò con lui. Aquele que abrir, Colui che aprirà, eu entrarei io entrerò e cearei com ele. e cenerò con Ele é lui. educado. Lui è educato E nessa noite, e questa sera ele está aqui, lui è qui dizendo assim: dicendo: Eu estou à porta e bato. sono alla porta e busso. Eu estou à porta e bato. Sono alla porta e busso. Essa porta é do seu coração. Questa porta è la porta del tuo É cuore. por dentro a tramela. È dentro. É por dentro a maçaneta. È per dentro È la por dentro a maniglia. chave. È per dentro la chiave. Essa porta, Questa porta só você pode abrir. solo tu puoi aprire. É você que tem que dizer sim. E tu che devi dire Ele sì. nunca vai arrombar essa porta. Lui non Ele distruggerà é, mai la porta. ele é cavalheiro. Lui è troppo un cavaliere. Ele é gentil. È gentile. Ele é amável. È amabile. Ele é lindo. È bellissimo. Ele é belo. È bello. Ele é sensível. È sensibile. Ele é apaixonante. È Ele é o appassionante. amado, È amato. amado da sua alma, Amato o della tua amado da anima. minha alma. Amato della E ele mia está à anima. porta, Lui è alla porta, dizendo assim: dicendo: Deixa eu entrar. lasciami entrare. Deixa eu entrar. Lasciami entrare. Há tanto tempo Da tanto tempo eu quero entrar. io voglio entrare. Se eu entrar, E se io entrerò, eu organizo as coisas. io organizzerò le cose. Se eu entrar, Se entrerò, eu curo o teu coração. curerò il tuo cuore. Eu tiro essa falta de perdão. Ho avuto questa mancanza di Se eu perdono. entrar, Se entrerò, eu posso arrancar o câncer. Eu sou poderoso para isso. posso togliere il cancro, sono Se eu potente entrar, per questo. Se entro, eu posso restaurar o teu casamento. posso restaurare il tuo matrimonio. Deixa eu entrar. Lasciami entrare. Se eu entrar, Se entrerò, eu vou arrancar toglierò esse vazio do seu coração. questo vuoto dal tuo cuore. Se eu entrar, Se entrerò, eu vou organizar a bagunça da sua cozinha. organizzerò Deixa eu entrar. il disordine della Tem cucina. sujeira aí dentro. Lasciami entrare, c'è sporcizia Isso dentro. está machucando seu coração. Mi sta facendo male al Tem cuore. falta de perdão C'è aí mancanza dentro. di perdono Deixa dentro. eu entrar. Lasciami entrare. Mas ele não empurra. Ma lui non spinge. Ele nunca vai empurrar. Lui nunca spingerà. Ele vai sempre esperar. Lui aspetterà sempre Eu abra. che io apra. Um dia, Un giorno, jovem un giovane de 17 anos, di 17 anni, católico apostólico romano, cattolico apostolico romano, catequista, catechista, muito envolvido. Eu tinha minha religião. molto coinvolto nella religione. Ah, minha religião. Bom, Ah, la mia qualquer religione. pode ter uma religião. Chiunque può avere una Deus não é religione. católico. Dio non è Mas cattolico, também não é evangélico. ma neanche evangelico. Não, a religião não salva ninguém. La religione non salva E eu nessuno. tinha religião. E avevo la religione. Eu tinha tudo. Avevo tutto. E aí eu vinha da noite. E io da sera Eu vinha da festa. venivo dalla Eu festa, vinha da... Criciúma vai entender. Casa do rock. venivo dalla casa del rock, Eu vinha da noite. venivo dalla notte E eu tinha um carro. e io avevo una Eu macchina. tinha 17 para 18 anos. Avevo 17-18 Eu tinha anni, uma mesada. avevo uno Eu stipendio, tinha namorada. avevo una Eu não ragazza, trabalhava. non lavoravo. Meu pai me deixou estudando Mio papà mi ha lasciato studiare pré-vestibular. vestibolare, Eu fazia idiomas. università, facevo Era uma lingue. vida boa. Era una vita buona. E eu vinha da noite. E io venivo dalla notte, Aos prantos. piangendo, Chorando. piangendo. Por quê? Perché? Eu não tinha nenhuma razão para chorar. Non avevo nessuna ragione per Mas tinha piangere. uma coisa que faltava dentro de mim. Ma c'era qualcosa che mancava dentro E di eu me. não sabia o que era. E non sapevo cos'era. Aí eu ia para droga. Allora andavo dalla A droga. droga me dava um prazer. La droga mi dava un Mas piacere. passava. Ma passava. Aí eu ia para uma noite de relação sexual. E lì una notte di relazioni sessuali. Passava. Passava. E vinha de novo a dor. E veniva di nuovo il dolore. Aí eu ganhava dinheiro. E lì ricevevo soldi. Passava. Passava. Eu ia pro carnaval. Andavo al carnevale. 6 dias eu pulava. 6 giorni a saltare. De 5. Di 5. A noite inteira. La notte intera. Acabava o carnaval. Finiva il carnevale. Eu tava destruído. Ero distrutto. Aquele vazio. Quel vuoto. Um dia, Un giorno. num culto como esse, Un culto come ele questo. bateu a porta Lui ha bussato alla porta do meu del coração. mio cuore. E ele falou: Deixa eu entrar. Ha detto lasciami entrare. Eu falei: Jesus, quem é tu? Ho detto Gesù chi Eu sei? sou aquele que te criei desde o ventre da tua mãe. Sono quello che ti ha creato dal Eu tenho ventre di tua propósito madre. com a tua vida. Ho un proposito con la tua vita. Deixa eu entrar. Lasciami entrare. Eu falei: Não sei como é que faz. Ho detto non so come si fa. Só fala sim. Di solo Eu falei: sì. Sim. E Ho ele detto entrou. sì, lui è entrato. Quando ele entrou, Quando è entrato,
Não mudou nada. Non è cambiato niente. Eu continuei com os problemas. Ho continuato con i Eu problemi. continuei com as minhas guerras. Ho continuato con le guerre. Mas dentro de mim, Ma dentro di aquele me, vazio não existia quel mais. vuoto non esisteva E più. eu agora E adesso não precisava mais da droga. non ho più Não bisogno precisava della mais da droga. noite. Non avevo più bisogno della Eu notte. tinha uma paz aqui dentro que ninguém mais arrancou da minha vida. Avevo una pace che nessuno ha Ele più fez tolto dalla morada mia em vita. mim e Lui ha fatto começou a abitazione in me organizar a minha vida. e ha organizzato la mia vita. Começou a pôr ordem. Ha iniziato in ordine. Filho, isso aqui está errado. Figlio, questo è sbagliato. Você está desonrando os seus pais. Stai disonorando i tuoi genitori. Isso vai trazer maldição para você. Questo porterà maledizione per Comece a te. honrá-los. Inizia a onorarli. E Deus começou a organizar a minha vida. E ho cominciato a organizzare la Eu mia vou te vita. apresentar uma mulher Ti presenterò una que donna vai ser a sua esposa, che sarà tua moglie. a Vivi. Vivi. Aleluia. Alleluia. Deus foi bom comigo. Dio è stato buono con me. Deus me deu uma esposa. A gente namorou 3 anos e meio. Io ho ammarato una moglie, ci siamo fidanzati per 3 Nós anni e temos mezzo. lar saudável. Abbiamo una casa sana. Tudo isso, eu tenho 2 filhas maravilhosas. Tutto questo, ho 2 figlie Eu meravigliose. sou homem milionário. Sono un uomo milionario. Não pela conta bancária, Non per la conta mas por bancaria, aquilo que Deus fez no que o dinheiro não compra. ma perché ciò che Dio ha fatto quel giorno nel mio cuore. Porque o que o dinheiro compra, Perché ciò che il denaro o compra. dinheiro compra plano de saúde, Il denaro compra un piano di mas não salute, compra saúde. ma non compra la salute. Compra uma cama, Compra un letto, mas não compra um sono. ma non il sonno. O dinheiro compra sexo, Il denaro compra il mas não sesso, compra amor. ma non compra l'amore. Aquilo que o dinheiro não compra. Ciò che il denaro non compra. Eu sou bilionário. Io sono milionario. Tem gente aqui que é C'è bilionária. gente qui che è Porque um biliardaria. dia você abriu a porta e falou: Jesus, entra aqui. Perché un giorno hai aperto la porta e hai detto Gesù entra. Pastor, tá tudo resolvido? Pastore, va tutto bene? Não, eu estou num processo com Jesus. No, io sono in un processo con Eu estou Gesù. aprendendo com ele ainda. Sto imparando con lui ancora. Você acredita Ci credi? que semana passada Settimana scorsa um carro cortou a minha frente una macchina mi ha tagliato da davanti. e eu quase Io quasi desci do carro, sono sceso dalla macchina grudei ele. e l'ho strangolato. Se eu soubesse, Se l'avessi eu saputo, só ia fazer assim, ó. io avrei fatto. Talvez eu vim do Brasil. Forse sono venuta dal Brasile. Não estava nem previsto eu vir pregar aqui. Non era neanche previsto che io predicassi qua. Vou pregar domingo à noite em Veneza. Oh, Veneza, domingo à noite. predicherò a Venezia domenica sera. Eu não estava previsto vir aqui. Nato normal.
Sabe organizar as coisas. sabe organizzare le Em cose. 6 dias. 6 giorni, Fez tudo. ha fatto tutto, Com calma. al calmo, Organizou tudo. ha organizzato tutto, A natureza. la natura, O céu. il cielo, As nuvens. il nulla, O sol e a lua. il sole e la luna, Tudo organizado. tutto A riorganizzato, distância do sol da terra. la distanza dal sole e A dalla terra, distância da lua da la terra. distanza della luna e A dalla terra, distância dos dois entre o outro. la distanza dai due Um tra l'altro. mundo perfeito arquitetado por ele. È tutto perfetto, Deus que faz tudo em 6 dias. Dio che fa tutto in 6 O giorni, que ele pode fazer na sua vida essa noite? cosa può fare nella tua vita Se se você abrir a porta tu apri la porta e deixar ele entrar. e lo lasci entrare? Não estou oferecendo para você uma religião. Non sto offrendo la religione, Porque a religião perché la religione muda ninguém. non cambia nessuno, Mas Jesus é poderoso. ma in certo tempo Convite. ti ha un convito, Essa. É que você fechasse seus olhos. vorrei che chiudessi i tuoi occhi, E curvasse a sua cabeça. tirassi la testa. O céu está aqui essa noite. Santo è qui. Aquela menina só creu. La ragazza ha soltanto creduto, Jesus a transformou. che Gesù l'ha trasformato. Menino de 17 anos. La ragazza di 17 anni Apenas creu. ha creduto soltanto, Eu disse sim. ha detto sì, E ele transformou. e lui l'ha trasformato. Você nessa noite Tu questa sera sente que o Espírito Santo falou com você. senti che lo Spirito Santo ha parlato con te, Você deseja e tu desideri abrir a porta. aprire la porta, É meu convidado. sei invitato, Dá o lugar. sei invitato a rimanere in piedi, Você que quer abrir a porta essa noite. e puoi aprire la porta questa sera, Apenas fique em pé. alzi di dove sei, Apenas fique em pé. alzi di dove sei, Convide assim. invita e segui, Você é poderoso. sei potente, Minha vida mudou. la mia vita è cambiata, Pode mudar a sua. può cambiare anche la tua, Eu vou embora. io vado via, Segunda-feira. vedi, Os pastores não vão estar com você na segunda. io non sarò con te lunedì, Jesus vai estar com você na segunda. Eu não vou estar com você na segunda-feira. io non sarò con te lunedì, Mas Jesus vai estar com ma você. Gesù sarà con te. Apenas fique de pé. Rimani in piedi, Espírito Santo. Spirito Santo. Alguns aqui estão com as pernas tremendo, Alcuni qui gli tremano le gambe, com vontade de ficar de pé. con la voglia di alzarsi, Mas alguns traumas, ma alcuni traumi, medo, paure, querem impedir. vogliono impedire. Espírito Santo, Spirito Santo, nessa noite, questa sera eu oro io prego para que o Senhor perché tu toque agora nessa vida, possa toccare adesso queste vite, para que ela com coragem perché con coraggio se coloque de pé, si alzino in piedi, não diante de mim, non davanti a me, mas diante de Jesus. ma davanti a Gesù. Eis que estou à porta e bato. Ecco che sono alla porta e busso, Eis que estou à porta e bato. ecco che sono alla porta e busso. Aquele que ouvir a minha voz, Colui che ascolta la mia voce, aquele que ouvir a minha voz, colui che ascolta la mia voce, aquele que me ouvir quello che mi sente e abrir a porta, e apre la porta, eu entrarei. io entrerò E eu cearei com ele. e cenerò con lui. Espírito Santo, eu oro por cada um que está de pé Spirito Santo, prego per ognuno di loro che sono in piedi nessa noite. questa sera. Eles estão de pé Sono in piedi pelo convite do Espírito per Santo. un invito dallo Spirito Santo E eu tenho certeza e sono sicura que aquilo que o Senhor começou essa noite, che quello che tu hai iniziato questa sera o Senhor é fiel para concluir. sei fedele per concludere. O Senhor é fiel para concluir. Sei fedele per concludere. Jesus, Gesù, obrigado grazie por essas vidas. per queste vite. Amém. Amen. Você poderia olhar se tem alguém em pé do seu lado, dá um abraço nessa pessoa que está em pé. Se hai qualcuno in Por piedi, favor, alguém dá um dai abraço un nessa abbraccio. pessoa que está em pé. Per Não favore deixa- abbracciate le persone che sono in piedi. Pode dar mudar de banco, mas não deixa ninguém que está em pé sem o seu abraço. Non lasciare por che favor. qualcuno che è in piedi rimanga senza abbraccio. Isso, não tem problema. Abraça. Non c'è problema, abbraccia. Não temos pressa. Non abbiamo fretta.
Fiquem todos de pé, por favor. Alzatevi tutti, per favore. Eu queria fazer mais uma oração. Vorrei fare ancora una preghiera. Eu quero fazer essa oração, eu quero convidar para vir aqui à frente. Questa preghiera voglio invitarti a venire qua davanti. Eu queria orar por aqueles que não estão entendendo a mala. Vorrei pregare per coloro che non stanno comprendendo la valigia. Você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo. Tu non stai capendo ciò che Dio sta facendo. Você está dizendo, Jesus, Stai dicendo: Gesù, você me esqueceu aqui na Itália. mi hai dimenticato qua in Você Italia? me esqueceu na minha família. Mi hai dimenticato nella mia famiglia? Jesus, Gesù, cadê as promessas? dove sono le promesse? Onde estão as profecias? Dove sono le profezie? Você não está entendendo. Tu non stai capendo. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. E vorrei invitarti a venire qua davanti. Ninguém vai pôr a mão em você. Nessuno ti metterà le mani addosso. É apenas um passo de fé. È soltanto un passo di fede. O Espírito Santo falar com você E aqui. lo Spirito Santo parlerà con te qui. Sai do seu lugar. Esci dal tuo posto. Pode vir. Venite. Enquanto eu falava, Mentre parlavo, você sentiu o Espírito Santo falando que era com você. hai sentito lo Spirito Santo che diceva che era con te. Você tem perguntado por quê? Hai chiesto perché E Jesus não está respondendo. e Gesù non ti sta rispondendo. O fato de ele não responder Il fatto che lui non risponda não significa que ele te deixou. non significa che ti ha lasciato. Você já fez prova na escola? Hai già fatto le verifiche a scuola? Você já fez prova na escola? Hai già fatto verifiche a scuola? No dia da prova, Il giorno della verifica, o professor fica em silêncio. il prof rimane in silenzio, Porque a prova é sua. perché la verifica è tua. Só quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Voglio solo portare una parola di speranza al tuo cuore. Ele nunca mentiu para você. Non ti ha mai mentito, Ele nunca deixou você. non ti ha mai lasciato. Não é hoje que ele vai fazer isso. Non è oggi che lo farà. Ele é verdadeiro. Lui è vero. Os homens podem falhar com a gente. Gli uomini possono fallire, Pode nos trair, possono tradirci, mentir, mentire, nos deixar. lasciarci, Mas ele não. ma lui no. Ele não erra. Lui non sbaglia. Nessa noite ele está trazendo paz no seu coração. Você que veio aqui à frente. Stasera sta portando pace al tuo cuore, tu che sei venuto qui davanti. Ele está preparando a mochila. Sta preparando la valigia. Não dá para entender agora. Non puoi capire adesso. E eu não vou tentar explicar. E io non proverò a spiegare, Que é ele que está fazendo a mala. perché è lui che sta facendo la valigia. Eu quero te abençoar com essa palavra. Voglio benedirti con questa parola. O apóstolo escreve aos Filipenses, L'Apostolo scrive ai Filippesi, capítulo 1. capitolo 1. Estou bem certo. Estou bem certo Sono certo que aquele que começou a boa obra che colui che ha iniziato la buona opera é fiel para concluí-la. è fedele per concluderla. Ele não mente. Lui non mente. Eu te abençoo com essa palavra de esperança. Ti benedico con questa parola di speranza. Nenhuma palavra dele vai ficar por terra. Nessuna parola sua resterà a terra. Todas as profecias Tutte le profezie que vieram de Deus che sono venute da Dio vão se cumprir, si compieranno, uma a uma, una ad una, no seu tempo. nel suo tempo. Eu te abençoo Ti benedico nessa noite questa sera com essa palavra de esperança. con questa parola di speranza. Que Deus aqueça o seu coração. Che Dio riscaldi il tuo cuore. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Você pode voltar para o seu lugar. Você Puoi que estiver à ritornare al tuo frente. posto. Você que está do lado dessa pessoa que está chegando, a hora que ela chegar, dá um abraço nela. Sei di fianco a questa persona che sta arrivando adesso al suo posto, abbracciala. Feche os olhos um pouquinho, adore a Jesus. Chiudi i tuoi occhi e adora Gesù. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore,
qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai. io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, spezzi le catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli
porti guarigione. Mentre adoriamo, penso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Credo che lo Spirito Santo questa sera abbia agito dove voleva agire, abbia toccato i cuori che voleva toccare. Credo che se anche tu oggi non sei venuto qua davanti a ricevere la tua preghiera o non ti sei alzato nel momento in cui ti è stato chiesto, lo Spirito Santo questa sera ha messo un seme nella tua vita e vedrai i frutti che questo seme porterà d'ora in avanti. La volontà di Dio è stata fatta e per questo io ti chiedo di fare un grande applauso al Signore per onorarlo e celebrarlo per tutto quello che ha fatto, fa e ancora farà nella vita di ognuno di noi. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare la nostra serata. Prima che mi dimentico, non so se ci sono ancora libri disponibili, ci sono solo 6 libri ancora disponibili. Il pastore Telmo ha portato dei libri suoi e di sua moglie, sono là dietro, ce ne sono solo 6 ancora disponibili. Se qualcuno vuole comprarli può trovarli là sul tavolo. Dopodiché anche vi dico, non andate via subito, stiamo qua un po' insieme, ci sono delle coxinhas brasiliane da mangiare, quindi non scappate via, fermiamoci qua un attimo a vivere un po' di questo nostro essere uni in Cristo. 2 cose però voglio fare prima di terminare totalmente il culto. Forse molti di voi non lo sanno, qua abbiamo una abitudine che è quella ogni sabato di celebrare le persone che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana. Ci sono dei fratelli che hanno compiuto gli anni, ma poi oggi non potevamo proprio fare a meno di festeggiare, perché il pastore Telmo ha compiuto gli anni in questa settimana e quindi deve prendersi anche lui la vergogna degli auguri sul pulpito. Però tutti quelli che hanno fatto gli anni, William, non far finta di niente, my brother, vieni qua, Maria, qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Stella? Vieni, non aver paura. Pietra. Graziella. Lia no, ma va bene, tanto viene sempre. Alziamo le nostre mani verso ognuno di loro, che possiamo attraverso questa preghiera chiedere al Signore che possa benedire la vita di tutti quanti loro. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi questa sera mettiamo davanti a Te ogni vita qua presente per questo nuovo anno, Signore, che gli hai concesso di vivere. Noi ti chiediamo, Dio, che
la tua protezione, che il tuo amore, la pace, Signore, la serenità che viene da te e soprattutto la tua presenza accompagni ognuno di loro in questo nuovo anno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen, grazie mille, grazie mille. Un'ultima cosa prima di finire il culto, vi chiedo Pastore Teo se può ficcare qui. Non tutti lo sanno, perché l'Andrea sembra che l'abbia tenuto nascosto. No, non serve. Mida, vieni qua per piacere. Preghiera. Non tutti lo sanno, no, ma martedì l'Andrea insieme a Liam viaggeranno andranno in Brasile e mi lasceranno qua da solo con Benjamin. Ma io voglio chiedere a tutta la Chiesa oggi che possa fare in questo momento una preghiera per benedire il viaggio dell'Andrea, questo tempo che passerà insieme alla sua famiglia là in Brasile, che possa Dio proteggere e benedirla e farla prosperare in ogni cosa, e che possa aiutare anche me e Benjamin, che saremo qua da soli, no? Per tutto questo tempo. Amen. E anche tutta la Chiesa, no? Perché senza l'Andrea sarà un triplo lavoro per tutti, lo sapete, perché fa il 100% delle cose le fa lei qua. Amen. Potete fare questa preghiera per noi? Chiedo al Pastore Telmo, visto che c'è l'opportunità, di pregare per noi. Estendamos para cá, vamos abençoar a viagem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa viagem seja maravilhosa, frutífera, que ela possa encontrar sua família bem. Enquanto ela estiver lá, o Senhor guarde tudo que leva o nome dela aqui. Os anjos do Senhor acampem em cada movimento, em cada logística, que o Senhor venha prover as necessidades financeiras, tudo que for necessário. Que o Senhor dê sabedoria a ela para entrar em guerras que são necessárias e não entrar na que não for tua. Que o momento lá seja oportuno para ajustes, que o Senhor alinhe o que for necessário. Não vai ser em vão essa viagem. Pessoas vão te conhecer através da vida dela nessa viagem, no caminho e na chegada. E quando voltar, vai encontrar a casa em paz, em nome de Jesus. Oramos para que ela volte, para que o Henrico não fique tanto triste. Amém. Amen. Allora che Dio possa benedire tutti quanti voi, la vostra settimana, che la sua gioia, il suo amore, la sua pace regni sulle vostre case, su ogni casa qua rappresentata, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.